Buongiorno telespettatori di Tele4 e benvenuti a questa nuova puntata di Sveglia Trieste che vi terrà compagnia fino alle 10 circa, come sempre. Gli ospiti che si alterneranno accanto a me in questa mattinata saranno Arturo Governa, segretario provinciale di Azione, e Roberto Cason, consigliere comunale del gruppo misto. 040 977 8910 è il numero di telefono a cui potete chiamare per intervenire. svegliatrieste@tele4.it invece è l'indirizzo di posta elettronica. Potete incominciare a chiamare e a inviare le mail quando lo volete. Come sempre leggeremo assieme il Piccolo e il Corriere della Sera e rivedremo anche alcuni servizi andati in onda nell'edizione di ieri del nostro telegiornale. Partiamo però, come sempre, con le previsioni e la situazione meteo. La depressione che sta interessando l'Italia quest'oggi si sposterà verso i Balcani, favorendo ancora l'afflusso di correnti umide da nord-est in quota. Sabato sul Mediterraneo occidentale ci sarà una rimonta anticiclonica. Dunque per oggi cielo in prevalenza coperto, con piogge intermittenti deboli o moderate. Quota neve tra 1600 e 1800 metri. Domani sulla zona montana cielo variabile o nuvoloso con possibili rovesci sparsi, specie nel pomeriggio. Su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Per domenica ancora cielo in genere poco nuvoloso variabile con possibili locali rovesci sulla zona montana al pomeriggio, venti a regime di brezza. Questa è la prima pagina, no, questa non è niente. Questa è la prima pagina del Piccolo. Allora, sotto il titolo, vedete, c'è un supplemento sul Giro d'Italia, poi i cattolici in dialogo nell'attesa del Pontefice. Quest'oggi poi verranno date alcune, verranno presentate nel dettaglio la visita di Papa Francesco a Trieste a luglio e poi, sempre subito sotto il titolo, il sommario rispetto all'intervento del venerdì del professor Rovatti, quell'intolleranza verso noi stessi. 156 candidati per le europee. Cisint, benvenuto Vannacci, quando qualcuno lotta per la libertà è sempre il benvenuto. Anche su questo si concentra il commento di Davide Allegranti, i rischi delle scelte di Salvini, e anche c'è un'intervista con Bonaccini, dal PD ai 5 Stelle pronti a iniziare la nostra battaglia. Lungomare di Barcola tra regole da seguire e aree ancora fuori uso. Poi vedete la immagine la foto, la corsa dei 1500 bambini colora Piazza Unità e poi anche la possibilità che il Museo della Guerra per la Pace possa ampliarsi. Questo per quanto riguarda la prima pagina del Piccolo. Questa invece è la prima pagina del Corriere della Sera. Allora, sotto il titolo Europa League, Roma KO contro il Bayern, Atalanta pari a Marsiglia. Atenei in rivolta allo stop di Biden, il titolo è, come dire, c'è molto dietro questo titolo, insomma, la Casa Bianca sia il dissenso ma senza violenze e antisemitismo, c'è un'accusa Mosca usa sostanze chimiche, tregua ore decisive, Hamas in Egitto per trattare. Poi per quanto riguarda anche la questione ucraina, Macron non è escluso l'invio di soldati in Ucraina, e questo insomma lo dice lui, è molto attivo in tal senso Macron. Più armi e riservisti, l'esercito va rivisto e l'Europa è anche divisa sull'energia nucleare, c'è un reportage da Germania e Finlandia.
C'è una divertente vignetta di Giannelli sulle europee. Il gelo di Zaia su Vannacci, voto un Veneto, e nella vignetta dice Matteo, è Zaia che parla, per votare Vannacci ci vuole un coraggio da leone. È scomparso lo scrittore Paul Auster, c'è una polemica. La notizia della morte di Auster è stata diffusa dai media prima che i familiari potessero avvisare conoscenti e amici. Questo è sbagliato, dice la moglie dello scrittore americano scomparso. Poi vedremo anche nel dettaglio eventualmente tutto ciò. Allora, leggiamo il caffè di Gramellini, come facciamo ogni venerdì, che riguarda il lavoro. In una delle più illuminanti interviste dell'anno, quella rilasciata al Corriere dalla cassiera di supermercato Cristina, c'è un passaggio che lascia di stucco, ed è quando la giovane milanese, licenziata a causa di problemi legati alla postura fisica, mancanza di sgabelli adatti ed emotiva, nausea per l'insensibilità di superiori, colleghi e clienti, racconta a Giampiero Rossi che il suo primo colloquio di lavoro fu in realtà un soliloquio. Aveva 15 secondi di tempo per leggere la domanda e 30 per videoregistrare la risposta che qualcuno, chissà chi e chissà dove, avrebbe poi vagliato. Sorvolando sulla condizione innaturale di un candidato costretto a dialogare con un interlocutore inesistente, chi di noi sceglierebbe un amore, un amico, ma anche un cuoco o un infermiere in questo modo? Come si fa a cogliere la preparazione e l'indole di uno sconosciuto ascoltandone delle frasi video registrate in risposta a domande standard? Che cosa si potrà mai capire da un esame che non prevede relazione tra esseri umani ed è persino più sbilanciato dei test, perché qui una delle due parti, quella più debole, ci mette la faccia? Sembra quasi che per portarsi avanti col lavoro, prima di rimpiazzare i dipendenti con i robot, si voglia già cominciare a trattarli come tali. Gli esperti diranno che questo sistema di preselezione serve a ottimizzare tempo e risorse, ma ormai si è capito, ottimizzare il mondo è il modo migliore per renderlo un posto peggiore. Non è particolarmente brillante. Allora, c'è già una mail. Allora, il signor Piero. Aggressore intoccabile perché richiedente asilo e psicolabile. Le domande sorgono spontanee. Si aspetta un nuovo caso Meran con qualche persona ammazzata o si intende fermare in qualsivoglia maniera il folle in libertà? Chi si prenderà la responsabilità del fatto che lo psicolabile violento resti libero? Prefetto, questore, responsabili medici o le associazioni politiche dei buonisti? Perché non esistono più le strutture carcerarie per gli squilibrati? Grazie della risposta. Allora il signor Piero si riferisce all'aggressione subita da una signora anziana qualche giorno fa a Trieste. Vediamo allora, Marco Stabile ha fatto il punto della situazione, vediamo il servizio andato in onda ieri, che insomma, del signor Piero, alla quale poi magari risponderà uno degli ospiti più avanti. Resta sotto il monitoraggio quotidiano della polizia, ma non può essere arrestato né ristretto al CPR di Gradisca. È la condizione del tutto complessa che si trova ad affrontare la questura di Trieste per il caso dell'afgano affetto da disturbi psichici che ha aggredito un 85enne triestina all'angolo fra via Flavia e via Benussi, sferrandole un pugno in faccia e ferendola gravemente. Una vicenda, quella successa martedì mattina, che ha scioccato l'intera città, in primis il figlio della donna che aveva parlato così in diretta ai nostri microfoni. Sono corso qui, era a terra, tutta sanguinante, per fortuna c'erano due persone veramente umane, ne ha dato una mano, abbiamo chiamato la Croce Rossa, lei purtroppo non ha visto nulla, perché era uno che faceva jogging col cappuccio in testa e gli è andato vicino, pensava che gli chiedeva qualcosa, non lo so, e invece gli ha sfiorato un pugno e l'ha buttata a terra.
L'aggressore, che non ha precedenti penali in Italia e non ha agito con l'intento di una rapina, è stato trattenuto fino a tarda sera in questura, poi, viste le sue condizioni di disagio psichico, è stato ricoverato all'ospedale di Cattinara. Si tratta di una persona soggetta a protezione internazionale, dunque da un punto di vista legislativo non può essere ristretto in un centro di protezione internazionale e, contemporaneamente, i problemi di salute mentale condizionano comunque qualsiasi altro provvedimento. L'uomo, dunque, ospite in un appartamento della rete di accoglienza diffusa a Trieste, viene monitorato giornalmente dalle forze di polizia per evitare il ripetersi di episodi analoghi. Resta evidente però come in questo caso la complessità della situazione normativa renda quanto mai complicata l'azione della polizia che, considerando anche l'allarme sociale che la vicenda ha suscitato, sta facendo tutto il possibile per tutelare la popolazione. Andiamo alle pagine interne del Piccolo e del Corriere della Sera, segnatamente del Corriere della Sera, che si concentra su quanto sta accadendo nelle università statunitensi. Allora, c'è il diritto di protestare, ma non il diritto di provocare il caos. Non c'è posto per discorsi di odio o violenza di alcun tipo, dice il Presidente degli Stati Uniti Biden in merito. 2000 arresti, diritto di protesta, questo è il caos, scontri anche a Los Angeles, nuove tensioni in Francia. C'è un'intervista alla dottoressa, la professoressa Eleanor Stein, che insegna legge sul clima all'Università di New York ad Albany e fu una dei 700 studenti arrestati nell'occupazione del 68 della Columbia University. Per noi del 68 fu il Vietnam, ora i social, armi a doppio taglio. Proseguiamo. Allora, qui ci sono ancora immagini degli scontri tra polizia e studenti filo-palestinesi alla University of California, e qui invece le operazioni di pulizia del campus. Allora, il 18 aprile ricostruiamo un po' la vicenda. Il 18 aprile alla Columbia University di New York per la prima volta le autorità accademiche hanno chiamato la polizia nel campus in occasione di proteste filo-palestinesi, oltre 100 gli arresti. Le proteste si sono poi allargate in altre università. Decine di docenti hanno criticato la decisione della rettrice della Columbia. Sono 1900 le persone arrestate in almeno 60 università e college americani mobilitati contro la guerra a Gaza. Chiedono che vengano sospesi i legami scientifici e finanziari tra gli atenei e Israele. Intanto, per quanto riguarda la questione più strettamente connessa alla vicenda bellica, Netanyahu dice: ho preso una decisione ed è stata accettata, faremo quanto dobbiamo per vincere e trionfare sui nostri nemici, compreso attaccare Rafah. Il presidente della Turchia Erdogan, le amministrazioni occidentali che ci danno lezioni su democrazia e libertà si dimostrano ipocrite di fronte ai massacri a Gaza. Questo è un po' il quadro generale della vicenda. Intanto a Gaza la tregua resta sospesa, Hamas frena ma continua a trattare, e gli Stati Uniti sono contrari all'offensiva su Rafah. È logico che, cioè non è logico, però è evidente che il Presidente degli Stati Uniti molto si gioca della sua campagna elettorale anche per quanto riguarda i rapporti con Israele e la situazione che si è venuta a creare in Medio Oriente, perché è abbastanza palese che le persone che protestano, chi anche si riconosce nella protesta, difficilmente andrà a votare per Biden, altrettanto difficilmente andrà a votare per Trump, quindi insomma la situazione è comprensibilmente preoccupante e ipocritamente preoccupante anche per quanto riguarda appunto la posizione di Biden e la campagna elettorale negli Stati Uniti, che rischia dunque di concentrarsi su questioni che hanno a che fare
con la politica estera più che non con la politica interna. Un altro che è particolarmente attivo in questi giorni è il presidente francese Macron, che torna a preconizzare l'invio di militari. Non è escluso, se Mosca sfonda, un'intervista all'Economist, incontro con Scholz a Parigi prima della visita di Xi in Francia. La furia russa su Chasiv-Yar fanno terra bruciata all'ombra delle armi chimiche. Gli Stati Uniti denunciano usata la cloropicrina contro gli ucraini. A Odessa è stato colpito un deposito postale, distrutte 15 tonnellate di spedizioni. Dunque, allora, dice questa signora, avverte che c'è in giro una truffa telefonica. Se sui cellulari vi arriva un SMS che dice mamma il mio telefono è rotto, mandami un messaggio WhatsApp a questo numero, e segue il numero di cellulare, questo è appunto una truffa, quindi non rispondete a questo tipo di messaggi. Io direi che possiamo andare avanti con il Corriere della Sera, anche perché, come dire, si concentra su questioni che hanno a che fare con la politica estera. Più tecnologie e soldati, l'esercito va potenziato, dobbiamo fare in fretta. Masiello, capo di Stato Maggiore, punto sui giovani, ascolterò le loro idee, sono cambiati gli scenari e le minacce, l'Italia deve diventare una nazione con una capacità di deterrenza reale e credibile. 100.000 sono gli uomini e le donne che fanno parte dell'esercito, non solo militari effettivi, ma anche personale civile. Tajani, ministro degli esteri, misure per evitare altri casi Ariston, cioè la nazionalizzazione dell'impresa da parte della Russia, imprese italiane in Russia, tavolo permanente alla Farnesina, violato il diritto internazionale, il governo è impegnato a trovare una soluzione per il risarcimento danni alle aziende colpite dalle sanzioni russe. Elezioni l'Unione Europea, via la corsa dei partiti, le liste in lizza e le scelte dei leader. Allora, queste sono le sigle principali, bisogna unire l'Europa con più seggi federalisti, Renzi candidato, io liberale, dice Emma Bonino, non metto veti, dobbiamo togliere forza ai sovranisti. I problemi più urgenti dell'Italia, contenere il debito e far crescere produttività e salari. Emma Bonino è anche è stata commissario europeo dal 1995 al 1999 ed è stata, a detta di tutti, un ottimo commissario europeo. C'è già una telefonata? No. Ah, ho capito, allora ho sbagliato io. Ancora avanti con il Corriere. Allora, la sindrome del detto, c'è chi ha 5 alias e spunta c'è chi pavone. Allora, perché ci sono poi delle... Allora, il nome completo dell'ex sindaca di Milano è Letizia Maria Brichetto Anna Boldi. Alessandro Cecchi Paone, sulla scheda è anche Pavone come Rita. La Giuseppina Picerno, l'eurodeputata del PD, al secondo mandato, si chiama Giuseppina detta Pina, e intanto facciamo così, chiedo scusa, ho fatto un errore, ma dovrebbe esserci, chiedo alla regia, c'è il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale? Ok, allora andiamo avanti, possiamo fare il collegamento anche senza immagini francamente, quindi basta che mi avvertiate. Dunque, ancora per quanto riguarda gli alias, c'è il sostituto procuratore e candidato anche Kuno Jakob Tarfusser,
Edmondo Tamaio, assessore alla Regione Sicilia, ha il record che Tamaio, Di Maio, Edi o Eddi, e poi Massimiliano Giammusso, sindaco di Gravina di Catania, corre per Fratelli d'Italia, detto Massi o Musso. Allora, c'è tutto appunto, questa storia della Meloni Giorgia ha scatenato tutta una serie appunto di alias, detto, il più famoso è Giacinto Pannella, detto Marco. Gli alias sono almeno 50. Alessandro Cecchi Paone, detto Cecchi, e pure Pavone, spiega lui medesimo, tanti pensano che io sia parente di Rita Pavone. Per alcune questioni di sopravvivenza di fronte alle insidie dello spelling, come Muharrem Saiu, detto Marco, o Suad Omar Sheikh Esak, detto Su. Insomma, regola vorrebbe che gli scrutatori debbano far prevalere la chiara volontà dell'elettore di fronte a qualche piccolo errore di scrittura. E questo è. Dunque, Letizia Maria Brichetto Anaboldi abbia scelto semplificare in Letizia Moratti. Elena Ethelschlein ci tiene a far sapere che il detta Elli lo usa ormai dalla notte dei tempi. Insomma, è tutto un caos. E poi c'è anche come si dice, i candidati che sono parenti di alcuni personaggi famosi. Allora, vediamo, c'è una telefonata? Buongiorno? No, chiedo scusa, ho fatto io un po' di confusione, abbiate pazienza. Abbiamo l'ispettore Schillani che è in linea con noi dalla sala operativa della Polizia Locale. Buongiorno ispettore. Sì, buongiorno a lei, dottor Bosazzi, e a tutti i telespettatori. Cosa ci racconta intanto cosa dobbiamo aspettarci da questa mattinata per quanto concerne traffico e viabilità? Allora, innanzitutto notte trascorsa con interventi di routine, nulla da segnalare. Per questa mattina speriamo che non si ripresenti il problema dei parcheggi e di ieri, sì, che ha creato parecchio caos in città. Soprattutto per quanto riguarda l'accesso al parcheggio del Molo Quarto e quello di via Teatro Romano, che si sono, diciamo, intasati subito. Sì, esatto, sì, i veicoli in attesa hanno creato dei disguidi. Abbiamo già previsto del nostro personale naturalmente in zona di intervenire prima possibile. Okay. Magari la cosa potrebbe anche acuirsi, in quanto alle ore 12 dovremo chiudere le rive esterne in corrispondenza alla stazione marittima per l'arrivo della nave da crociera, quindi anche quella zona di parcheggio verrà interdetta dalle ore 12, quindi il problema parcheggi potrebbe essere abbastanza pesante questa mattina in città. Okay. Quindi spostarsi chi deve programmare eventualmente, è meglio che pensi a spostarsi in autobus ove possibile, logicamente. Sì, il problema sarà appunto che sarà difficile trovare parcheggio nella zona rive. Sì. Per quanto riguarda invece i lavori o dei rappezzamenti di asfalto in via di Miramare, dalle ore 9, quindi potrebbe esserci dei orientamenti, questo in altezza del ferroviario. Per quanto riguarda via Brigata Casale, notizie sono che questo pomeriggio dovrebbe essere ultimata l'asfaltatura, quindi se tutto va come da programma, tardo pomeriggio dovrebbe essere riaperta la careggiata, quindi si dovrebbe transitare regolarmente nella giornata di domani e dalla serata. Questo è il cronoprogramma, quindi la strada è stata fresata, quindi dovrebbero ultimare l'asfaltatura nel pomeriggio. Okay. Per quanto riguarda le altre manifestazioni, ho un anniversario dell'eccidio di 97 finanziaria fuori Basovizza, ore 11 circa, quindi anche qui saremo sul posto di viabilità, qualche rallentamento in statale 14, ma di cosa di poco conto. Inoltre questa sera alle ore 20-21 circa ci sarà la processione del Venerdì Santo Ortodosso, quindi la processione religiosa si snoderà dalla chiesa di via San Nicolò, interesserà la zona pedonale di Piazza Verdi e Piazza Unità, però attraverserà le rive proprio in corrispondenza del Molo Audace, per dopo attraversare anche la riva 3 novembre. Saremo sul posto per viabilità, vista l'ora serale, speriamo non crei particolari disagio al traffico. Okay. Inoltre ricordo che avremo il weekend della Spring Run Festival della
scorsa, e quindi domenica mattina si avrà la chiusura della strada costiera del viale Miramare, come ormai da tradizione, quindi fare attenzione, dalle 7 alle 14 si avrà questa chiusura, quindi con percorsi naturalmente alternativi per chi esce e entra in città dal lato ovest. Questo è tutto, e quindi restituirei la linea. Come sempre, ispettore, se ci fosse qualcosa da comunicare, noi siamo a disposizione. Speriamo di risentirci alle 13:20 e che non ci sia bisogno di altro. Ecco, insomma. Grazie, a più tardi, ispettore, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a lei e a tutti i telespettatori. Allora, visto che l'ispettore Schillani ha fatto riferimento a quello che è successo ieri mattina, dove c'è stato appunto un maxi ingorgo che è dipeso anche dalla corrispondenza con il ponte festivo, vediamo il servizio di ieri. Viale Miramare da Barcola Stazione, Rive, fino tutto il waterfront cittadino bloccati da mezzogiorno in poi per 2 ore almeno. Il flusso enorme di turisti per il ponte festivo si è sommato ai 2000 bambini che hanno disputato in Piazza Unità la Trieste Spring Young, con al seguito altrettanti genitori e parenti e naturalmente autoveicoli parcheggiati. Dunque un vero e proprio ingorgo che ha costretto molti ad attendere in coda. Nel senso che purtroppo c'è una grande affluenza di turisti che giungono del Viale Miramare, arrivano su Corso Cavour, abbiamo la problematica del molo quarto, inteso come parcheggio di superficie, che è congestionato in quanto pieno, e perciò poi dirigono, passando di fronte a Piazza Unità d'Italia su Mercato Vecchio, dirigendo verso Via del Teatro Romano, dove abbiamo un altro parcheggio, quello sottoterra, e che anche quello è congestionato. Adesso siamo sul posto per cercare di regolarizzare la situazione, ma ben poco si può fare perché c'è una grandissima affluenza di turisti e i parcheggi purtroppo sono quelli che sono, insomma. Allora, pagine interne del Piccolo, sempre per quanto riguarda le europee. I duelli, sfida fra 11 liste per l'Unione Europea, ne erano state presentate 17, la Corte di Appello ne ha respinte 6. Allora, vediamo un po' anche le regole del voto per quanto riguarda le elezioni europee. Si vota sabato 8 e domenica 9 giugno, dalle 14 alle 22 di sabato, questa è una novità, dalle 7 alle 23 di domenica. Si vota per eleggere 76 membri del Parlamento europeo. L'Italia è suddivisa in 5 circoscrizioni e la circoscrizione nord-est è quella di cui fa parte la nostra regione. Oltre a scegliere la lista, tracciando la croce sul simbolo corrispondente, l'elettore può indicare nell'ambito della medesima lista da 1 a 3 preferenze, votando nel caso di 2 o di 3 preferenze candidati di sesso diverso. La preferenza si esprime scrivendo negli spazi appositi il solo nome oppure il solo cognome oppure il nome e il cognome del candidato o della candidata. Ripeto, ma insomma questo poi ne riparleremo più avanti. La preferenza si esprime scrivendo negli spazi appositi il solo cognome oppure il nome e il cognome del candidato o della candidata. Lo spoglio inizierà alle 23:01 di domenica 9 giugno. In un primo momento saranno disponibili le proiezioni. Allora, scendiamo. PD e Fratelli e Forza Italia in crescita nei sondaggi, AVS e Azione vicini alla soglia. L'esercito dei 156 candidati per conquistare 76 seggi, tutti i nomi a nord-est, c'è tutta quanta appunto l'elenco. Meno liste che 5 anni fa, ma in compenso scendono in campo anche molti big nazionali. Il centrodestra schiera Meloni e Tajani, Salvini lascia spazio ad esponenti territoriali. Pannacci, la svolta di Cisint, benvenuto, la candidata leghista apprezza chi lotta per la libertà. Fratelli d'Italia sceglie l'ordine alfabetico, Ciriani è il 7° in lista. Allora adesso possiamo fermarci per la pubblicità, poi torniamo a leggere il Piccolo e il Corriere.
Allora, rientriamo in studio e passiamo al Corriere della Sera, perché se appunto Cisint dà il benvenuto al generale Bannacci, Zaia dice: la scelta è di Salvini, io voto i veneti. Il governatore, la Lega ha dei valori, lui avrà i suoi, la replica del militare, me ne farò una ragione. Fratelli d'Italia al 27,5%, primo partito, PL dietro al 20,5%, questo è il sondaggio di Porta a Porta. Poi una foto curiosa, il ministro Giorgetti gli è stata conferita la cintura nera ad honorem per la disciplina e l'impegno nel promuovere lo sport. C'è anche Albano che ha consegnato questa cintura nera, perché Albano è l'ambasciatore della federazione internazionale, per cui ha anche composto l'inno. A Napoli ci sono stati invece scontri con i manifestanti anti-generale. Lo stesso Bannacci dice: la carta non impone di dirsi antifascisti. Ci sono due mail, c'è un signore, un telespettatore, che dice: sono scandalizzato e disgustato dal regime di impunità verso i delinquenti che regna nel nostro paese, basta essere nullatenenti o clandestini e qui si può picchiare e uccidere impunemente vecchiette e poliziotti, mentre se un onesto cittadino si difende da un ladro o un delinquente rischia la galera e cospicui risarcimenti al malvivente. In effetti ha fatto un po' specie l'incriminazione, atto dovuto, di quel pensionato della finanza che, trovandosi i ladri in casa, ha sparato un colpo in aria mettendoli in fuga. Uno dei rapinatori è rimasto anche ferito. Non lo so, diciamo che si resta delle volte abbastanza basiti. C'era anche un'altra mail, avevo visto, vediamo se la recupero. Eccola qua. Volevo segnalare che la Trieste Spring Run, la ruota panoramica, non è presente come promesso. Un viaggio inutile sulle rive, solo tanta confusione e poche bancarelle. Adesso andiamo, dunque, eravamo al Corriere della Sera, continuiamo sul Corriere, vediamo dove ci portano le pagine. Allora, gli insulti sessisti del rapper alla Premier, il centrodestra attacca sinistra e femministe. Fratelli d'Italia dice: la leader PD e Conte zitti. Il rapper foggiano Gennarone, durante la sua esibizione al concerto del 1° maggio nel capoluogo pugliese, ha offeso la Meloni. Trashline e Meloni sfida TV a fine maggio, ma si litiga sulla RAI. Andiamo ancora un attimo avanti. Stretta sul lavoro nero, edilizia, ecco le sanzioni per i committenti privati. Bon, possiamo passare al piccolo. Ancora la questione collegata alle elezioni europee. Napoli ancora Tafferugli contro il generale, il parà scelto da Salvini, la Costituzione non impone di dirsi antifascisti. E anche qua c'è, ingrandiamo un attimo, perché poi qui è fatta molto meglio, perché c'è una tabella che stavolta si legge meglio. Per quanto riguarda, ormai sta diventando un po' divertente questa cosa degli alias. Allora, ne abbiamo parecchie, per dire la verità. Fulvio Maltuscello detto Fulvio, Edmondo Tamaio detto Tamaio, Di Maio, Edi. Allora, poi abbiamo già visto Alessandro Cecchi Paone detto Cecchi detto Pavone, Raffaella Paita detta Lella, poi Maria Pia Braccio detta Mappi, Caterina Avanza detta Caterina detta Cate,
Paul Kollensperger, detto Paul, sta meglio insomma, Giuseppe Lupo, detto Peppino, Susanna Ceccardi, detta Susanna, detta Susi, Claudio Borghi, detto Borghi Aquilini, Giusi Sposito diventa anche Giusi, Daniela Gobbo diventa Daniela Gobbo, detta Daniela Varedo. Vabbè, insomma, io ricordo quando per delle elezioni regionali c'era una certa, come dire, confusione quando era candidato un esponente dei Verdi che si chiamava Beren Fenning, e quindi in quella volta c'era proprio la raccomandazione di scrivere perfettamente il suo cognome. Adesso anche qua va tutto, insomma, sappiamo dove. Vabbè, cioè non va niente bene. Andiamo avanti, la polizia irrompe, qua siamo sempre sul piccolo, torniamo al campus della Università di Los Angeles. Ora basta proteste violente, quindi qui c'è adesso tutta la pagina per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente. Io direi che forse possiamo pian piano avvicinarci alla questione che riguardano Trieste, prove di dialogo fra gruppi cattolici, un impegno comune in attesa del Papa. Si ritrovano a Trieste i rappresentanti delle principali realtà di aggregazione del Paese e i loro eletti nelle istituzioni. Questa è una bella notizia. La piccola Maya è nata al Burlo, lei e la mamma stanno bene, è la sorellina di una degli 8 bimbi di Gaza che sono arrivati a Trieste grazie anche al dottore Andolina. Qui invece ci sono nuove indiscrezioni per quanto riguarda la famiglia reale inglese e le malattie della principessa del Galles e del re. Kate è stata operata da un team italiano, Carlo è gravissimo, però devo dire la verità, queste dichiarazioni, queste confidenze raccolte dal settimanale Gente da fonti vicine alla Royal Family, in contrasto con le rassicurazioni che la settimana passata avevano contro le rassicurazioni di Buckingham Palace. Dunque il re è apparso sorridente e in forma abbastanza discreta ad una uscita pubblica. Secondo Gente il re d'Inghilterra sarebbe gravissimo, laddove invece la principessa del Galles sarebbe stata operata appunto da un team italiano. Stretta della Florida, dopo le 6 settimane non si può più abortire, questa è la stretta appunto della Florida, c'è un nuovo scontro tra Biden e Trump. Poi questa è una insomma, a Berlino, sotto le rovine di un edificio in cui ha abitato Hermann Göring, il vice di Hitler, archeologi dilettanti tedeschi e polacchi hanno trovato gli scheletri di 5 persone, tra cui un neonato, tutti privi di mani e piedi. Un sinistro mistero della Tana del Lupo, il quartier generale del regime nazista nell'attuale Polonia, che per ora è senza soluzione, rendendo legittima qualsiasi ipotesi, anche quella di un rituale di quell'occultismo a cui il Terzo Reich era sensibile. Allora, ancora, dialogo sul Kosovo, Pahor è già al lavoro, niente paura, eccoci. Arriviamo alle pagine triestine, devo dire la verità, con una certa lentezza. Adesso c'è un inserto, figuriamoci. Allora, eccoci, allora, l'intolleranza rivolta verso noi stessi è la nota del professor Rovatti. Il ruolo delle università davanti alle guerre è invece un intervento di Monsignor Mannati. Adesso c'è tutto l'inserto sul Giro d'Italia. Allora, vediamo,
È piuttosto lungo sto inserto, eccoci qua. Bon. Allora, nuove regole per i bagnanti fra Tintarella, tuffi e musica. L'ordinanza del sindaco di Piazza indica il galateo da seguire sul lungomare. Restano ancora interdette alcune delle aree danneggiate dalla mareggiata. Vediamo se... Allora, sulle spiagge libere i bagnanti possono usare ombrelloni, sdraio, materassini, attrezzature simili portatili che però non dovranno essere lasciate dopo il tramonto dalle 20 alle 7. In quegli spazi non si può campeggiare, piantare tende, baracche, pernottare nelle cabine o all'addiaccio. È vietato transitare con qualsiasi tipo di veicolo. Poi insomma non c'è niente di, mi sembra niente di particolare. Guinzaglio, ombra e acqua, le spiagge a misura di cane. Qui abbiamo le immagini dei cani di salvataggio sul lungomare di Barcola. Saluto le mie amiche, le sorelle Zupancic, che fanno parte di questa istituzione. Abbiamo una mail. Bisogna cambiare le regole di ingaggio delle forze dell'ordine tutte per poter fermare tutto quello che succede, quindi credo che il telespettatore si riferisca anche ai casi di cronaca di cui abbiamo parlato in questi giorni. Allora, 11 comitati triestini si sono uniti per far sentire con più forza la propria voce all'amministrazione comunale. È nata la rete dei comitati Trieste, al cui interno ci sono gruppi rionali come quelli di San Giacomo e San Giovanni, ma anche il Comitato per la difesa della sanità pubblica e quello contro l'ovovia. Applicando il concetto l'unione fa la forza, 11 comitati triestini hanno dato vita alla rete dei comitati, un unico ombrello sotto il quale si sono avvicinate sensibilità come quelle sorte contro l'abbattimento della pineta di Cattinara o in difesa della sanità pubblica, o ancora il collettivo Nessuna Ovovia, nome che non ha bisogno di spiegazioni sugli intenti. Tutti i gruppi accomunati dal malcontento nei confronti dell'amministrazione comunale, che a loro detta non accoglie le istanze presentate e poco o nulla sta facendo per andare incontro alle diverse esigenze. Tutti i rioni, quartieri in questi ultimi anni stanno sorgendo una serie di comitati perché chi guida la città non ascolta sufficientemente i bisogni reali delle persone, e quindi abbiamo deciso di mettersi in rete per essere più forti, efficaci e per promuovere iniziative comuni. Trasversalmente ci sono dei temi che ci toccano a tutti: sanità, le scuole, l'ambiente, lo spazio pubblico, e crediamo che sia doveroso metterci insieme. Allora è un dovere per il comune ascoltarci, ma è anche un dovere nostro stare insieme. La rete dei comitati porterà in Largo Barriera sabato 4 maggio dalle 9 alle 13 tutti questi contenuti in un evento dal titolo La città che vogliamo, e provenienti dal Comitato Insieme San Giacomo, Campo Libero Rete Solidale San Giacomo, Maddalena Vive, Coordinamento Salviamo il Burro e la Pineta di Cattinara, Comitato Spontaneo per la Pineta di Cattinara, Collettivo Nessuna Ovovia, Comitato per il Giardino di San Michele, Comitato La Qualità della Via, Comitato di Partecipazione per i Consultori Familiari, Comitato di San Giovanni e dal Coordinamento per la Difesa della Sanità Pubblica a Trieste. Ci sarà anche un momento pubblico alle 10:30 in cui abbiamo invitato un esperto di progettazione partecipata, Vid Tatnik, che ci parlerà di budget partecipativo, processi decisionali dal basso, che sono buone pratiche applicate nel comune di Capodistria, che noi vorremmo che venissero portate anche a Trieste. Ci teniamo a che la gente venga a partecipare insieme, a creare un momento di condivisione e provare a cambiare quello che ci tocca, che ci affetta, non lamentarci soltanto. Allora, continuiamo ad andare avanti con la lettura del piccolo, appunto in rete gli 11 comitati rionali, non saremo un partito. L'opposizione incalza sul mercato di via Flavio Gioia per l'emergenza migranti. Maestri del lavoro tra fedeltà e dedizione, esempio per i giovani. Nei 23 riconoscimenti triestini Altin, Pacorini, Birsa, Lloyd Adriatico, Ducic, Prima Roma, Elice, Fincantieri e Canidisec della Varzila. Qui c'è anche l'immagine, tutto ciò è avvenuto in prefettura.
fiamme dentro un garage in via Perch, Borgo Teresiano raid e ladri, preso di mira il mio albergo, dice un'imprenditrice che però vuole rimanere anonima. Il viaggio in Islanda degli istruttori del CAI per festeggiare i 45 anni della scuola. Siccome ci stiamo avvicinando verso sì, tra l'altro mi sono dimenticato di dire prima, abbiamo anche il collegamento esterno, quindi oggi è proprio tutto, come dice, tutta la coppa per quanto concerne il menù di questa puntata di Trieste in diretta, di Sveglia Trieste, chiedo scusa. Trieste in diretta è quello della sera, figuriamoci in quali condizioni arriverò a stasera, se queste sono le mie condizioni adesso, ma comunque abbiate pazienza. Dicevo, sul Corriere della Sera volevo tornare alla questione che abbiamo letto leggendo la prima pagina, e cioè la questione della scomparsa di Paul Auster e le polemiche. Tanto c'è anche una polemica tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro. Lei lo ha accusato di ingratitudine a Belve e lui replica: mi impose di dimagrire e di fingermi etero. Maionchi controreplica: io gli ho dato solo buoni consigli. Bisognerebbe sempre stare attenti quando si va alle trasmissioni televisive, perché poi si rischia sempre di dire qualche cosa che scatena poi polemiche francamente anche inutili. Dunque, eccoci qua. Allora, andiamo. Solo che adesso come si fa ad andare alla pagina? No, è facile, dai. Dunque, lo scrittore è scomparso martedì nella casa di Brooklyn, aveva 77 anni, il dolore e l'accusa della famiglia. La sua morte, annunciata da altri prima di noi, ci hanno tolto questa dignità. Vediamo allora. Ero ingenua, immaginavo che sarei stata io ad annunciare la morte di mio marito Paul Auster. È morto a casa, in una stanza che amava, la biblioteca, con libri nel pavimento, al soffitto, su ogni parete, ma che aveva anche delle finestre che lasciavano entrare la luce. Ho scoperto che prima ancora che il suo corpo fosse portato via da casa nostra, la notizia della sua morte circolava sui media ed erano stati pubblicati dei necrologi. Né io, né nostra figlia, né nostro genere, né le mie sorelle abbiamo avuto tempo di elaborare la perdita. Nessuno di noi è stato in grado di telefonare o inviare email alle persone a noi care prima che iniziasse il clamore online. Ci hanno privato di questa dignità, non so come sia successo, ma è sbagliato. È curioso, insomma, è un caso probabilmente che poi, voglio dire, diventerà anche, uso un termine che non è elegante, case history, però sarebbe curioso sapere anche come è successo. Allora, c'è questo fenomeno cinematografico che si intitola Challengers di Luca Guadagnino, la protagonista è Zendaya. È un film ambientato nel mondo del tennis ed è anche un momento magico per la protagonista. Allora, l'influencer di fisica promosso in TV, il professor Schettini, è molto simpatico, è andata in onda in seconda serata su Rai 2, l'ultima puntata della Fisica dell'amore, che ha raggiunto anche un buono share. Eurovision, saranno vietate le bandiere palestinesi, uno spoiler su Mango, la parte della coreografia di Angelina Mango è finita sui social e la Rai chiede delle verifiche. Allora, andiamo avanti con il piccolo, con la lettura
del piccolo. Ecco la carica dei 1500 bambini, il tifo di genitori e nonni colora la piazza dell'Unità in attesa della Spring Young. Ieri c'è stata la Spring Young e adesso possiamo far vedere appunto il servizio che abbiamo realizzato in occasione della gara dei più piccoli. Vediamo. Queste sono cariche. 3, 2, 1. Si va. C'è chi correndo ha perso il cappello, chi ai nastri di partenza non si è accorto dello start ed è partito in ritardo, chi ha dato tutto per arrivare primo, chi ancora ha proseguito anche dopo l'arrivo. Per tutti però medaglie e merende assicurati, così come gli applausi del numeroso pubblico, i video di genitori e nonni, un clima di festa che lasciava spazio solo a sorrisi e buon umore. La Trieste Spring Young 2024 ha anche ringraziato il cielo per essere stato clemente nella mattinata ludico-sportiva che ha riempito Piazza Unità con l'energia dei bimbi delle scuole, di maestre e maestri, dei genitori tantissimi posti lungo il perimetro del percorso ad immortalare i propri piccoli correre a ferro di cavallo da un versante all'altro della piazza. Tanta musica con l'intrattenimento dello staff di Gaia Eventi. E li vedo arrivare, velocissimi, eccoli che arrivano! Un applauso! È un'organizzazione accurata da parte delle tante persone che, chi più in vista, chi meno, hanno contribuito alla buona resa della mattinata. Per fortuna il tempo adesso tiene, infatti abbiamo fatto la foto col drone, con il tanto sole, è una gioia immensa di avere i bambini in piazza, siamo circa in 2000, quindi siamo molto contenti. Con la corsa degli alunni delle scuole ha preso il via il weekend della Trieste Spring Run, che domenica porterà su strada gli agonisti della mezza maratona. Partenza dal Castello di Duino e arrivo in Piazza Unità, e nello stesso tracciato anche la 21 km sui rollerblade. Ci sarà la novità della staffetta solidale, con squadre da 3 persone di corsa, ognuno con il proprio ritmo, fra Miramare e Piazza Unità, nello stesso tracciato della Bavisela Family Run, l'evento che anche quest'anno chiamerà a raccolta oltre 6.000 persone per il lungomare barcolano, permettendo a tutti di passare una mattinata di spensieratezza, passeggiando, correndo o fermandosi per un cin-cin in un contesto allegro e colorato, nel segno dell'inclusione e del rispetto per l'ambiente. Vabbè, non avevano sicuramente bisogno della ruota per divertirsi. Andiamo ancora con il piccolo, così arriviamo all'ora della pubblicità. Sport, medicina e prevenzione, c'è un convegno al Salone degli Incanti per svolgere attività in sicurezza. Il Museo De Enriquez vuole allargarsi, quei cimeli di guerra nel segno di pace. Nel 2023 il museo è stato visitato da 10.000 persone. Il bar laboratorio dentro lo IAL intitolato a Corrado Premuda, e questa è un'ottima notizia perché, se non mi sbaglio, Premuda insegnava allo IAL e Premuda è scomparso prematuramente nell'estate del 2022. La casa in pietra di Morupino diventa uno spazio culturale, il Museo del Carso aperto ad associazioni e realtà del territorio, anche se manca ancora una destinazione specifica su cui lavora il Comune, spesi 400.000 euro. C'è una telefonata? Buongiorno. Buongiorno, senta dottor Bosatti. Buongiorno. Io sono Predat, no? Sì. Niente, io ho già mandato una mail un po' prima delle 7 al vostro studio. Io qua ho, praticamente ho sorto a un commento in particolare i politici. È una lamentela dura, rispettosa ma molto dura. Dico qua, no, in pratica, se poi legge lei anche, da dei magistri colgo che c'è una critica al fatto che la nostra Costituzione dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, come si sa, però qua ci sono problemi sia per licenziamenti, i diritti che lavoro che non si trova, morti sul lavoro, morti bianche, no? Allora, tu in pratica, se non è stato un magistrato, vi difenderebbe la Costituzione dicendo che, però insomma qua
siamo messi male. Poi vado più in là molto e di quanto questa cosa qua, adesso ci saranno le elezioni europee, mi sembra che ci siano alcune irregolarità, insomma, quanto che insomma, non si presenta, io non capisco poi proprio tutto. E ci sono persone che sono indagate, tra cui Renzi, per dire anche Vannacci, Sgarbi, possono loro hanno il diritto di queste liste come sono state presentate? Questa è la mia domanda. Esorto un commento vostro, specie di politico, che deve arrivare tra poco, penso, no? Ok, poi lo faremo, Sì, grazie. 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 Adesso andiamo giustamente in pubblicità. Se arriva... Non me l'hanno dato. Allora, eccoci pronti assieme ad Arturo Governa, che è il segretario provinciale di Azione. Grazie per essere tornato nei nostri studi. Grazie a voi per l'invito. 040 977 8910, svegliatrieste@tele4.it, numero di telefono e indirizzo per intervenire alla trasmissione. Cominciamo subito dunque parlando delle elezioni europee. Allora, mi sembra, però ripeto, può essere che sia un'idea mia, fino a qualche settimana, un mesetto fa, forse per la prima volta dopo parecchi anni, le elezioni europee anche nel nostro paese sembravano aver assunto le caratteristiche di vere e proprie elezioni europee, no? Cioè per un determinato periodo di tempo le questioni italiane, che di solito erano sempre presenti nelle consultazioni europee, erano un attimo messe da parte, ci si concentrava certamente sulle ripercussioni che le europee avranno a livello nazionale, però gli argomenti erano abbastanza, come dire, non sembravano eccessivamente riconducibili agli argomenti politici del nostro paese. Da qualche settimana a questa parte mi sembra che si sia tornati a quella normalità che caratterizza le consultazioni europee in Italia e che forse persino potrebbe spiegare le ragioni di una certa debolezza che il nostro paese ha appunto all'interno dell'Unione Europea da questo punto di vista. Concordo, e siamo nuovamente precipitati in quel dibattito autoreferenziale centrato esclusivamente sulle questioni di politica nazionale, ma ancor meno direi di natura puramente elettorale, perché già se avessimo dei temi di politica nazionale attorno a cui costruire il dibattito, già direi che potremmo ritenerci fortunati. Così non è quello a cui stiamo assistendo in particolar modo negli ultimi giorni è in realtà la rivendicazione di posizioni che tendono a consolidare un consenso meramente elettorale. Questo io credo sia a giocoforza il risultato soprattutto a cui si arriva quando le principali forze politiche attualmente al governo hanno negli anni dimostrato una scarsissima sensibilità nei confronti dell'Europa e dei temi su cui l'Europa è costruita, e quindi comprendo quale potrebbe essere la loro fatica a convertirsi improvvisamente a partiti che parlano di Europa. Il loro elettorato non è mai stato chiaramente indirizzato a ragionare di quelle tematiche, ed è evidente che continuino su quella strada a parlare esclusivamente di tematiche nazionali. Questo, come giustamente diceva lei, è una delle ragioni poi per cui l'Italia, quando si trova al tavolo di chi decide in Europa, ha sempre il ruolo di convitato marginale e mai di effettivo protagonista. C'è poi anche un'altra cosa da sottolineare, questa magari anche per quanto riguarda anche l'importanza che hanno le elezioni europee, perché io ricorderò sempre che era il 2006 quando andammo a Bruxelles per un'iniziativa dell'Europa delle regioni, mi sembra che si chiamassero. E io ricordo con quanta insistenza alcuni funzionari dell'Unione Europea dissero: guardate che paradossalmente le decisioni
gli argomenti di cui si tratta in Unione Europea dovrebbero essere oggetto non tanto delle pagine di politica estera, ma delle pagine di politica locale addirittura, non solamente interna, perché dice quello di cui noi discutiamo poi si riverbera sul locale. Da noi non passa questa idea. Non passa ed è assolutamente un'idea più che fondata, perché... ripeto, lì insistevano con una tenacia degna di miglior causa, verrebbe da dire. È comprensibile che lo facessero, perché effettivamente la nostra quotidianità è impregnata delle decisioni che vengono prese in Europa. Le amministrazioni locali sono destinatarie di ingenti finanziamenti e contributi che annualmente e su programmi pluriennali l'Europa destina ai governi locali. Il vero problema, io credo, sia che vi sia scarsa sensibilità sull'importanza e sulla rilevanza che questi finanziamenti hanno, in primis su quelle amministrazioni che dovrebbero farsi parti diligenti nel intercettare, reperire e ottenere quelle risorse. È evidente che quando questa sensibilità manca negli organi amministrativi, difficilmente si può immaginare che siano trasmesse ai cittadini. Ma Trieste, come qualsiasi altra città, è attualmente destinataria di ampia contribuzione europea. Trieste, come altre città, va detto, è anche soggetto che da questo punto di vista potrebbe fare decisamente meglio, perché non solo come capacità di spesa, perché poi va detto che Trieste è fra quelle realtà che, al netto di ritardi, intoppi che sia naturale possano esserci, potrebbe fare sicuramente meglio nell'ottenere, nell'intercettare più risorse di quanto faccia. Allora, ci scrive, ne ha parlato prima il signor Maurizio, dice sono state presentate le liste di candidati da scegliere per gli elettori, c'è chi si candida per le europee ma poi a Bruxelles o a Strasburgo non ci andrà. Questo è un altro problema. Sì, questo è un tema che distinguerei, perché ci sono casi assolutamente diversi. Noi abbiamo un paese in cui il Presidente del Consiglio si candida al Parlamento europeo, e un Presidente del Consiglio che credo forse sia, non vorrei sbagliare, ma credo sia un unicum, un Presidente del Consiglio che si candida da Presidente del Consiglio per un incarico al Parlamento europeo, con la consapevolezza di una, io credo, incompatibilità che sussista tra i due ruoli, e credo sia difficilmente immaginabile che Giorgia Meloni, da Presidente del Consiglio, possa fare poi il parlamentare europeo. È diverso il caso di coloro che, una volta eletti, sceglieranno se mantenere il proprio incarico in Parlamento o se invece optare per il seggio parlamentare in Europa. Prego. No, ho visto una telefonata, non ho capito se aveva chiuso. Sì, ok, perfetto. Sentiamo allora la telefonata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? È in linea. Dottor Bosacchi, buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. Ho già avuto occasione di interloquire col signore che è lì presente con lei e ritorno sempre sul trattato di pace che è legge della Repubblica Italiana. Il signore anche non ha avuto l'altra volta il coraggio, ha girato intorno, ma non ha avuto il coraggio di dire la verità. Se il trattato di pace è legge della Repubblica Italiana e ci sono 1000 prove che l'amministrazione del governo italiano a Trieste ha sempre agito, almeno sotto il tappetino, ma ha sempre fatto finta di amministrare in modo corretto, senza però controllare cosa effettivamente succedeva a Trieste. Perché il territorio libero nasce ed è senza debito pubblico. Quindi adesso dovremo vedere cosa succede con i finanziamenti per i finanziamenti che, come dice il signore, dovrebbero arrivare a Trieste dall'Unione Europea. Prima non sono gratuiti, mettiamolo bene in chiaro che non sono gratuiti, quindi io finanziamenti che poi devo tornare soldi che non ho chiesto non li accetto. Un'altra cosa,
Un'altra cosa, Prego. tutte le tasse che noi paghiamo qua a Trieste in modo indebito, che ci vengono derubate, ci vengono derubati i soldi con tasse che non dobbiamo pagare, cominciando dall'IVA e dalle accise. C'è gente in miseria, un quarto di popolazione, non lo dico io, lo dicono i giornali, un quarto di popolazione è in miseria e questi signori si giocano, non dicono mai la verità. Perché? Perché non dite la verità sulla questione di Trieste? È chiaro. Grazie e spero in una risposta. Grazie. È chiaro il concetto che è sempre quello ogni giorno, ma prego. No, io intanto mi scuso col telespettatore se in altre occasioni ho dato l'impressione di aver aggirato il tema, ma così come nelle altre occasioni anche in questa fatico ad individuare quale sia il tipo di domanda, nel senso che non capisco bene se ci sia una richiesta che mi chiede un giudizio sull'operato dell'amministrazione nazionale, locale rispetto all'allegato ottavo. Faccio fatica se nelle prossime occasioni, che spero ci saranno, avrà la cortesia di focalizzare qual è il tipo di richiesta, sarò ben contento di rispondere, ma così è una tematica talmente ampia che mi lascia in difficoltà su quale possa essere la risposta corretta. Allora, perché non cerchiamo di copiare, c'è una mail, i nostri vicini sloveni, da quel che ne so, sanno utilizzare bene e molto meglio di noi le risorse e le norme europee e sanno eleggere degni rappresentanti che difendono a Bruxelles gli interessi nazionali nel rispetto di tutti. È un auspicio che non si può che condividere. Sul primo piano, che è quello della capacità di intercettare e spendere le risorse europee, è chiaramente un invito che andrebbe rivolto a chi in questo momento è al governo della città. E per quanto riguarda la qualità degli eletti, come rappresentante di Azione sono decisamente sereno nel poter dire che le liste composte da Azione sono liste che puntano a portare a Bruxelles chi ha la competenza, chi ha le conoscenze per poter ricoprire quell'incarico con autorevolezza e con capacità ed efficacia molto più elevate di coloro che, dei tanti, diciamo così, per non generalizzare, che in questi anni hanno ricoperto quel ruolo. A me piace ricordare, l'ho fatto anche qui con voi l'ultima volta, nella precedente legislatura la gran parte dei parlamentari europei eletti afferivano alla Lega e al Movimento 5 Stelle che notoriamente nel Parlamento europeo non aderiscono a nessuno dei principali gruppi, il Partito Popolare, il Partito Socialista e Renew Europe, e quindi erano parlamentari assolutamente estranei e incapaci di incidere poi effettivamente sulle scelte che venivano fatte dal Parlamento europeo. E questo credo sia un dato che va tenuto in debita considerazione quando si sceglieranno i propri rappresentanti a Bruxelles. Allora, sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Sì, prego. Pronto, buongiorno, sono in linea, mi sentite? Prego, sì. Buongiorno Bosatti, la redazione, gentile ospite e tutti i telespettatori di Tele4. Ecco, io volevo offrire un altro spunto di ragionamento e di vista inerente a questa ultima telefonata fatta dal telespettatore sul territorio libero di Trieste. Allora, farò adesso un piccolo escurso che si invoca la sentenza della Corte di Cassazione in cui si sancisce che definitivamente Trieste è italiana. Allora io mi sono dato a leggere la sentenza e praticamente dice che Trieste è italiana dal 1965 in poi, ma non prima. Poi c'è il discorso che c'è un contenzioso effettivamente tra l'Italia e i movimenti che vogliono applicare il famoso trattato di pace, no? E questo contenzioso si è tramutato nella sentenza della Corte di Cassazione perché il prossimo passo sarà il Consiglio e l'ONU. Però lì bisogna un po' estremizzare la parte giuridica, cioè ognuno adotta al massimo la propria motivazione giuridica e poi i giudici del Consiglio europeo decideranno, no? Però non volevo arrivare a questo. Quello che mi fa un po' fastidio
ma ripeto, uno spunto di riflessione, che la politica locale, nonostante che potrebbe applicare, non dico il trattato di pace perché la maggior parte di loro hanno tutti paura del cambiamento, ma le norme europee che sono state recepite in toto dei benefici che il trattato di pace offrirebbe a Trieste. Ovvero, se noi cambiamo il nome anziché trattato di pace, mettiamo norme europee, praticamente il risultato non cambia. E questo silenzio assordante da parte dell'ignoranza politica locale che dà fastidio, perché questi qua pensano a sviluppare parti economiche che sono assolutamente futili, stupide, inutili, pericolose per l'economia triestina, e davanti a una possibilità così non lo fanno. Grazie, buongiorno. Grazie, siccome c'è, allora teniamoci, mi sono fatto l'appunto, siccome c'è Bernardo Gulotta è in questura, poi ne esce per il primo collegamento, diamogli la linea. Buongiorno Umberto, buongiorno all'ospite in studio, a tutti i telespettatori. Siamo, come hai detto tu, all'interno della questura, con noi il segretario provinciale del SAP Lorenzo Tamaro. Buongiorno Tamaro. Buongiorno a tutti voi. Oggi è il Memorial Day, il 32esimo anniversario dalla strage di Capaci, che così chiamata, il territorio esatto era Isola delle Femmine, dove oggi si erge proprio un monumento in memoria del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta che morirono nell'attentato mafioso del 23 maggio del 1992. Erano circa le 18 quando lungo la strada che dall'aeroporto Punta Raisi, che poi è stato denominato aeroporto Falcone Borsellino, portava proprio Falcone, la moglie e la scorta verso la città di Palermo, un attentato con circa 500 kg di esplosivo che ha fatto proprio saltare in aria l'autostrada con sopra le auto in transito. Il SAP ha organizzato qui a Trieste, ma lo fa anche a livello nazionale in altre sedi, questo giorno di ricordo che vuole essere sprone e momento di riflessione per tutte quelle persone, poliziotti ma anche giornalisti, religiosi, politici che sono morti durante il servizio o per perorare una giusta causa, quella del contrasto alla criminalità organizzata. Tamaro. Esattamente, noi da 31 anni organizziamo appunto il Memorial Day non solo nella città di Trieste ma in tutte le province d'Italia con varie manifestazioni e appuntamenti e quindi a Trieste ha sicuramente un valore aggiunto. Purtroppo nella strada di via D'Amelio morì Eddie Walter Cosina, che è un nostro appunto concittadino, è nato a Muggia, quindi insomma è uno dei nostri. E purtroppo Trieste in fatto di caduti ha pagato un tributo molto alto. Di recente abbiamo avuto Luigi Vitulli, abbiamo avuto Vincenzo Raiola nell'assalto ai valori blindati di via Imbonati, e poi Rotte de Menego, che tutti conosciamo molto bene per quello che è accaduto proprio qui. Cosa si riesce a estrarre da ciò che è accaduto sia in Sicilia che nel resto d'Italia e anche a Trieste, e che porta oggi a atti concreti anche per preservare il lavoro dei poliziotti? È determinante utilizzare questi strumenti, queste giornate, proprio per sensibilizzare e ricordare. Sono passati veramente tanti anni e c'è il rischio che quello che è accaduto non si ricordi più, e quindi ci pensiamo noi a ricordarlo e a cercare di valorizzare quello che sono i sacrifici di persone comuni come tutti noi, che hanno proprio sacrificato la loro vita proprio per il bene comune di tutti quanti. Io ringrazio Lorenzo Tamaro. Umberto, vi restituisco la linea, se dopo riusciremo ad avere anche con noi il questore di Trieste, casomai ti faccio un cenno in modo tale da poter intervenire nuovamente. A voi. Ok, grazie a Bernardo Gulotta. Allora, rispondiamo al telespettatore su questa questione, cioè, se ho capito bene, anche perché all'inizio non si sentiva benissimo, però dice i benefici del trattato di pace sono contenuti, sarebbero anche contenuti in alcune norme europee, eccetera, e quindi dice c'è una sorta di ritrosia da parte della politica triestina ad applicarli in toto. Credo che il riferimento possa essere anche, per esempio, al concetto di punto franco, esteso, eccetera. Ma lì sul concetto dell'estensione dell'extradoganalità
non credo ci siano timori particolari. C'è forse da parte della politica, o almeno fino adesso c'è stata da parte della politica, al di là delle buone intenzioni, una scarsa capacità di portare a casa il risultato. Io ricordo che credo fosse dicembre del 2022, non vorrei sbagliare, ma giù di lì dovrebbe essere quella la data, quando la parlamentare triestina di Fratelli d'Italia annunciava trionfalmente che grazie ad un suo ordine del giorno finalmente il governo recepiva e si sarebbe fatto parte attiva per ottenere l'estensione dell'extradoganalità. Sono passati diversi mesi, diciamo così, è passato parecchio tempo. Il risultato di quell'ordine del giorno è che non più tardi di qualche mese fa, prima il Consiglio regionale, poi il Consiglio comunale approvavano rispettivamente gli ennesimi ordini del giorno che impegnavano il governo ad attivarsi presso gli organismi europei per ottenere l'estensione dell'extradoganalità. Il che mi fa dire appunto che non c'è una certa ritrosia, ma al contrario c'è una capacità non proprio eccelsa di realizzare le cose. Rispetto all'ordine del giorno che trionfalmente annunciava questa vittoria, bisognerebbe domandarsi cosa sia successo. O quell'ordine del giorno non valeva granché agli occhi del governo, o è evidente che si fanno annunci tanto per fare e poi non si ha la capacità di portare avanti l'iniziativa politica con risultati decisamente migliori di quelli a cui abbiamo assistito. Allora, abbiamo dunque, aspetti che ho visto qua, allora dice la campagna elettorale è uguale alle altre, mettetevi il cuore in pace, questa volta vinceranno le destre. Ma guardi, io non sono per natura uno che dà le sconfitte come qualcosa di ineludibile, di ineluttabile. Indubbiamente c'è in questo momento, sarebbe sciocco negarlo, un consenso molto ampio, non solo in Italia ma anche in altri paesi europei, per formazioni che si identificano con la destra. Questo però non può essere motivo per rassegnarsi o per, al contrario, sottolineare ancora di più l'importanza di questo voto europeo, proprio per impedire o ridimensionare il risultato che i sondaggi danno come qualcosa di probabile. Bisogna impegnarsi per ricordare a ciascuno di noi quale sia l'importanza del voto europeo. Mai quanto oggi in uno scenario globale di tensioni, di criticità, di conflitti in cui l'Europa, va detto, è al momento uno dei grandi assenti, su scenari che invece ci toccano da vicino, che hanno delle ricadute notevolissime a proposito di quotidianità e non solo di quotidianità. E quindi è chiaro che quando voteremo dovremo tenere presente che chi va in Europa deve essere in grado poi di porsi rispetto a determinate tematiche con competenza, ma soprattutto con la capacità di tenere la barra dritta su quella che deve essere la collocazione europea rispetto alle crisi medio orientali, rispetto alla crisi al conflitto russo-ucraino, rispetto a quella guerra fredda che ormai è tale tra Occidente e Cina, perché solo così possiamo pensare che l'Europa possa avere un futuro. Diversamente, non per essere catastrofisti, ma il futuro europeo e quindi anche dell'Italia, dei suoi interessi sullo scacchiere mondiale, sono certamente messi fortemente in discussione. Allora facciamo così, siccome ho una domanda un po' complessa, non vorrei poi interrompere la risposta per la pubblicità, anticipiamo di qualche secondo la pubblicità e poi possiamo ripartire proprio da questo concetto. Allora, volevo riprendere proprio il discorso sull'Europa, più che non sulle elezioni europee, andando un pochettino alla prima pagina, vediamo se riesco a recuperarla, del Corriere della Sera, perché è una prima pagina dove ci sono delle cose, diciamo così, per certi aspetti inquietanti.
Allora, dice, no, c'è una telefonata in linea, io do spazio alle telefonate. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno, prego. Allora, c'è una cosa, adesso stavo sentendo l'intervento del suo ospite, per cui si dice che c'è questo rialzo, diciamo, verso le destre in Italia e in Europa. L'elettorato sembra che si stia orientando tutti quanti verso destra. Ma c'è una domanda che il suo ospite non si è posto. Come mai la gente adesso, nei vari popoli, in Italia in particolare, ci si sta orientando verso destra? Non sarà che popolari, socialisti, europei in questi anni non hanno fatto quello che dovevano per creare quella famosa Europa che per il momento si fonda solo sull'euro? È stato fatto l'euro, ci sono stati danni per noi, per l'Italia, anche grossi, per colpa dell'euro. Quanto a creare l'Europa e formare l'Europa, ha voglia di là ad avvenire. Ma non solo. Secondo me, in tutti questi anni ci siamo accorti che abbiamo sanzioni, multe, richiami. Cioè, cosa sta facendo l'Europa per i vari paesi? A parte Francia, Germania, la Germania che ha potuto salvare le sue banche con i soldi europei, una tra le tantissime cose. L'Italia, o capiamo, almeno secondo il mio giudizio, siamo invidiati assolutamente, perché le potenzialità che abbiamo noi, arte, storia, cultura, cucina, moda, e 8.000 chilometri di coste, non siamo amati, siamo invidiati in Europa. Adesso è la storia di mettere a concorso pubblico tutte le spiagge, cioè l'Europa sta schiavizzando l'Italia. Ok, il concetto quindi, è chiaro, va benissimo come è chiaro, insomma. Allora, ringrazio per la domanda, non è che non me la sia posta, perché è chiaro che c'è un tema. Non condivido chiaramente l'ultima considerazione, perché secondo me l'altra criticità con cui ci confrontiamo ogni giorno è esattamente la percezione che i cittadini hanno dell'Europa, e il concetto che l'Europa schiavizzi l'Italia è un concetto assolutamente infondato. L'Europa non si è occupata solamente di euro, e io credo che è sì vero, non ho motivo di dire il contrario, che c'è un orientamento elettorale, che è un orientamento non totale ma molto importante nei confronti delle destre, ma quello che diceva il telespettatore è parzialmente vero, perché noi assistiamo in questo momento a una competizione elettorale per le europee in cui, al contrario dell'ultima tornata elettorale, non abbiamo più partiti che esplicitamente o meno, ad esempio, dichiarino di voler uscire dall'euro, non abbiamo più partiti che più o meno esplicitamente vogliano uscire dall'Europa, il che credo sia un passo culturale notevole, che va proprio a vantaggio dell'Europa e che smonta un po' tutta quella retorica su cui ancora purtroppo, come abbiamo poc'anzi ascoltato, si costruisce una certa narrazione dell'Europa. L'Europa fa molto. Non dimentichiamoci, forse lo abbiamo dimenticato ma non dobbiamo, che se non ci fosse stata l'Europa in occasione della ultima tragica pandemia, i paesi europei non avrebbero avuto accesso a quello sforzo economico, il più importante nella storia europea, a cui si è dato concreto realizzazione con Next Generation EU e con tutti i piani che poi a livello nazionale hanno consentito un rilancio di moltissimi settori, per cui l'Europa non è solamente euro.
Come si diceva prima, l'Europa può fare molto di più, l'Europa è assente in tantissime situazioni, l'Europa deve fare uno sforzo in più per uscire ad esempio dall'impostazione ideologica che fino ad oggi si è dato della transizione energetica, che è un tema che va certamente che va affrontato con, ripeto, argomenti e posizioni differenti rispetto a quelle che si erano affermate fino a qualche settimana fa, ma certo non si può dire che l'Italia sia schiava dell'Europa. Non so se l'Europa invidi l'Italia, io sono convinto del fatto che il mondo invidi l'Italia per le nostre bellezze, per le nostre ricchezze artistiche e culturali, ma non credo che questo sia motivo per cui l'Europa maltratti l'Italia. Anzi, l'Italia è destinataria, come si diceva prima, di ingenti risorse da parte dell'Europa. A volte chi è carente nell'utilizzarle con efficacia ed efficienza è l'Italia e non l'Europa. Forse anche l'Europa che non si comunica bene. Ma certamente, anche questo il problema. Ripeto, resta il fatto, io ho dei dubbi, ma insomma questo l'unica cosa che mi sembra, per esempio, il discorso sull'ottimizzazione energetica e ambientale delle case. Qui sembra, probabilmente per come è stata comunicata, come posso dire, regala molti strumenti a chi è contro, diciamo, l'idea di Europa o contro questa Europa, regala parecchi strumenti per attaccarla, insomma. Ma non c'è dubbio, io lo dicevo, c'è un'impostazione che è di natura ideologica, sì. Mentre su queste vicende, come su tante altre, deve prevalere il buonsenso. Non si possono fissare degli obiettivi che non siano temporalmente sostenibili dal tessuto economico di un paese. Azione su questo provvedimento si è espressa in maniera contraria, perché se è vero che bisogna affrontare la questione della tutela ambientale, che è un problema per il futuro e per le future generazioni, non si può pensare di farlo scaricando i costi su imprese, famiglie e su interi sistemi economici che si basano su equilibri consolidati. Cioè noi non possiamo sacrificare la sostenibilità economica di interi sistemi nazionali sull'altare della sostenibilità ambientale, che rimane un obiettivo, ripeto, ma che va attuato con buon senso e tenuto conto di quelle che sono poi le condizioni effettive in cui queste cose vanno a calarsi. Siamo alla prossima telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite. Prego. Volevo porre al suo ospite una domanda. Il Parlamento europeo può solo confermare le direttive della Commissione, ma non può proporre leggi. Questo è un vulnus nella democrazia, in quanto i commissari europei sono rappresentanti dei 27 paesi e quindi sono mandati in Europa dai governi dei paesi e quindi non eletti. Quindi praticamente, siccome le direttive europee poi in Italia, e solo in Italia succede questo, vengono automaticamente considerate leggi, noi praticamente siamo diretti da un sistema sovranazionale che non è democratico. Come giustifica questa cosa qua? Grazie e buongiorno. Prego. Grazie per la domanda, è corretto quanto dice, ma va ricordato che il Presidente della Commissione europea, così come il Presidente del Consiglio, così come i commissari europei, sono il frutto di designazioni che si basano esattamente su quella che è la rappresentatività che si ottiene nel Parlamento europeo. Non sono personaggi calati dall'alto o decisi a tavolino da strutture estranee a quello che è il processo di formazione democratica che porta all'elezione del Parlamento europeo. Quindi non concordo sul fatto che si tradisca e che rappresenta un vulnus per la democrazia. Sono figure rappresentative di equilibri politici che vengono stabiliti dalle elezioni europee, quindi dal voto dei cittadini. Allora, vediamo se riesco a fare la domanda. Dicevo, nella prima pagina del Corriere della Sera c'è qualche cosa di abbastanza, insomma, per certi aspetti inquietante, o comunque, insomma, dice Macron, soldati in Ucraina non è escluso,
E poi sotto c'è un'intervista con il capo di Stato Maggiore dell'Esercito che dice: più armi e riservisti, l'esercito va rivisto. C'è poi anche, andiamo direttamente alla pagina che è abbastanza vicina, così possiamo leggere un pochettino meglio. C'è scritto pagina 5, ma si vede che io per queste cose sono veramente un disastro e chiedo scusa. Ah no, è qua sotto, credo. No, per niente. Boh, comunque, è una situazione abbastanza... Cioè, se Macron dice una cosa di questo genere, non penso che, al di là dell'idea perennemente francese di dire qualche cosa e magari anche delle volte di fare qualche cosa di catastrofico, come per esempio l'operazione Eliseo di Sarkozy, che ha portato al caos, che sappiamo solo perché Sarkozy pensava di poter essere rieletto, quindi non solo non è stato rieletto, ma addirittura è successo quello che è successo. Però se anche il capo di Stato Maggiore dice queste cose qua, cioè, è un po' preoccupante, ed è preoccupante il fatto che non ci sia un rappresentante dell'Unione Europea che possa andare in giro, magari come fa Blinken, che dicevamo prima durante la pubblicità, è come una pallina da flipper nei vari scenari, soprattutto in Medio Oriente. È preoccupante, insomma. Ma guardi, le dichiarazioni di Macron secondo me offrono diversi spunti. È chiaro che il quadro in cui ci stiamo muovendo da qualche anno a questa parte è un quadro fortemente insolito per la lunga storia di pace che ha vissuto il continente europeo, a proposito dei meriti di cui bisognerebbe rendere omaggio all'Europa. È un quadro insolito nel quale però purtroppo emergono, a causa proprio della criticità generale in cui ci muoviamo, le grandissime debolezze dell'Europa sul piano internazionale. L'Europa in questo momento non ha una politica estera che parli con una sola voce, e la dichiarazione di Macron lo testimonia, non ha un sistema di difesa unico, e non ha quindi l'elemento brutale da dire, ma l'unico che poi conta sul tavolo delle trattative, e cioè quale esercito ha l'Europa per far valere le proprie posizioni anche solo a livello diplomatico, e sono chiaramente questioni che l'Europa deve iniziare a porsi più seriamente di quanto fatto adesso. La dichiarazione di Macron in sé è in realtà una ripetizione di un concetto che aveva già espresso poche settimane fa, tra l'altro. Esatto, qualche settimana fa. Sono dichiarazioni finalizzate probabilmente ad aumentare un'attenzione su un conflitto, quello russo-ucraino, che spesso finisce un po' per essere marginalizzato rispetto ad altre crisi. C'è, io credo, il meritorio intento di far sì che questo non accada, cioè che ci sia l'attenzione, che continui a esserci l'attenzione europea su quella parte di conflitto che rientra in uno scenario più complesso, perché il conflitto russo-ucraino è lo specchio di tensioni globali ben più importanti, dove bisogna riaffermare il diritto alla sovranità dei singoli paesi, dove bisogna stigmatizzare e opporsi a qualsiasi tentativo di invasione militare. Questo vale per lo scenario russo-ucraino, questo vale per Taiwan in Cina, questo vale per ogni scenario dove viene messa in discussione la sovranità dei popoli e delle nazioni. Mettiamo la telefonata che è in linea, buongiorno. Pronto? Allora, chi è? È caduta, meno male, perché... Dunque, allora, abbiamo una mail invece, dice: non abbiamo partiti che... sì, è in riferimento a quello che lei ha detto. Non abbiamo partiti che non vogliono uscire dall'Europa perché ormai siamo ingabbiati senza possibilità di uscirne. L'Europa, a parte l'euro disastroso, si è occupata di misura di vongole e zucchine. In pandemia si è comportata così bene? Non abbiamo mai visto queste sono quelle cose, inviati i vaccini senza poterli insomma.
Ora, lasciamo perdere questo della pandemia, dopo 21 anni hanno deciso per le case le auto green, perché non iniziare a farlo prima? Quindi sono due cose, e dice la signora Patrizia, non credo in questa Europa a guida sinistra. Mi viene difficile, diciamo, estrapolare un tema che ci porti ad una riflessione più ampia e più strutturata. E riconosco purtroppo, come dicevo prima, nella successione di luoghi comuni che sono contenuti in quella mail, purtroppo uno dei grandi deficit di conoscenza dell'Europa e dell'importanza dell'Europa, che purtroppo continua a esserci a livello molto ampio: la misura delle zucchine, il diametro delle vongole, le pizze forni a legna, gli insetti anziché non so cos'altro. Tutto questo purtroppo fa parte di quel armamentario anti-europeista che purtroppo negli anni è stato costruito da parte di quelle forze che oggi fortunatamente si sono riconvertite, almeno formalmente, ad un europeismo più convinto, ma i danni sono evidenti. Se per anni si è professato questo tipo di narrazione, è difficile poi sradicarlo o modificarlo, e purtroppo i fatti dovranno parlare al posto delle parole, che evidentemente non possono smontare convinzioni così radicate, ma altrettanto così infondate e prive di riscontro. Allora, andiamo ancora avanti con l'Eme. No, c'è una telefonata. Buongiorno. Buongiorno dottor Bosatti. Perché lei non voleva toccare il fatto quando avevamo la pandemia? Da chi sono stati mandati i vaccini? No, perché questo, mi scusi se la interrompo, lei è sempre una persona molto gentile, quindi mi secca intervenire, perché siccome sono argomenti di dietrologia terribile, eccetera, che non mi interessano, non mi riguardano, non mi convincono, per quello nella mail di prima non le ho lette, solo per questo. Dico solo questo: il marito della signora von der Leyen fa parte di una grande casa farmaceutica. Io le parlo a cuore aperto perché ho perso il mio compagno il 20 giugno del 2020 dopo 4 tamponi negativi. Gli hanno trovato appena con il quinto il Covid, che se lo trovavano preso in ospedale perché era dentro per un'altra patologia, e di conseguenza non sapevamo neanche fare i vaccini. Era solo una questione economica, e i danni dati dal vaccino chi li paga? L'Europa? Non mi guarda. Le ripeto, è proprio per questo che non mi piace. Va bene, no, e allora evito la domanda, dottor Bosatti, perché lei è sempre una persona molto disponibile. Le volevo dire una cosa: sì. Perché in Slovenia non trova un clandestino neanche a cercarlo con il lumicino, mentre da noi vediamo cosa sta succedendo a Trieste? Povera Trieste, veramente. L'ultimo fatto poi, che hanno lasciato libero il Signore, se lei avesse una mamma di 85 anni che prende un pugno in faccia, mi dica quale sarebbe il suo comportamento. Sia lei che il suo ospite. Non esiste. Desidero una risposta cortese, possibilmente, su queste due cose qua. Grazie e buona giornata a tutti e due. Grazie signora. Io sulla questione della Slovenia poi le rispondo in un altro... Prego. Ringrazio la signora per la domanda. E la situazione dei clandestini a Trieste è una situazione che tocca da vicino, io credo, più in generale il tema di come Trieste sta gestendo la presenza di immigrati sul suo territorio. È una gestione chiaramente insufficiente, è una gestione che preferisce mettere la testa sotto la sabbia piuttosto che affrontare una questione che è sotto gli occhi di tutti, ha ripercussioni molto evidenti sul piano dell'ordine pubblico, sul piano del decoro urbano, su questioni che iniziano a essere, lo vediamo purtroppo ormai più o meno cronaca quotidiana,
ma tutto questo non è chiaramente ascrivibile per intero a responsabilità politiche, ma ci sono chiaramente delle responsabilità politiche. Sulla gestione dei migranti si è costruita tantissima retorica in campagna elettorale. Oggi la realtà dimostra chiaramente che al di là dei proclami non c'è poi una effettiva capacità di gestire il tema migrazioni. La questione del silos è un problema che rimane aperto e apparentemente irrisolvibile, nonostante le soluzioni ci siano, ma le soluzioni non vengono adottate perché si preferisce ancora una volta alimentare da parte dei cittadini la percezione di un'immigrazione che è problema, di un'immigrazione che è emergenza, piuttosto che farsene carico e prendere atto del fatto che l'immigrazione è un tema con cui ci si confronterà negli anni a venire e che continuare a presentarla come un'emergenza non fa che aggravarne le criticità e di aumentare poi, come sta vivendo Trieste, il problema in maniera sempre più difficile da gestire e da affrontare. Okay. Sul tema no, perché non volevo, non volevo eludere la seconda domanda. Non posso che provare come lei un fortissimo senso di rabbia e di disagio da cittadino, perché è inammissibile che comportamenti di così eclatante ed evidente tasso di criminalità possano in qualche modo rimanere, anche se chiaramente in attesa, immagino, del procedimento giudiziario che sarà avviato, possano lasciare personaggi di certo tipo a piede libero. Lo leggevamo anche questa mattina sul Piccolo a proposito del tentativo di rapina a danno di un albergo in Borgo Teresiano. Resta difficile, se è vero quanto dichiarato, che una persona resasi criminale e colta in flagranza di reato possa essere lasciata a piede libero. Questo non fa che aumentare chiaramente il senso di insicurezza e di frustrazione da parte dei cittadini che piuttosto che sentirsi tutelati sentono di essere ingiustamente succubi di una situazione che sembra non trovare una soluzione. Allora, anch'io, insomma, siccome sono stato interpellato più o meno direttamente, io non posso rispondere alla signora perché oggettivamente non saprei che cosa sarei in grado di fare se vedessi oltretutto mia madre colpita in quel modo, quindi non rispondo. Invece sulla questione della... ne abbiamo anche un po' accennato. Io ho l'idea che il nostro paese sconti ancora, mio papà insomma diceva abbiamo perso la guerra, e io credo che noi ancora scontiamo questa cosa. Noi l'abbiamo persa male la guerra, la Germania l'ha persa bene, no? O quantomeno sono stati, insomma, piuttosto, voglio dire, io ho letto di recente un libro sulla fuga dei Savoia a Brindisi dopo l'8 settembre, che mi ha colpito molto, non tanto perché sapevo che diciamo, per come si è svolta questa fuga, che aveva le caratteristiche di una commedia all'italiana, era palese, lo sapevo. Quello che pochi sanno è che la fuga dei Savoia ha lasciato Roma, la capitale d'Italia, completamente sguarnita, priva di qualsiasi centro di comando. Questo logicamente voglio dire, quando gli alleati sono arrivati, si sono trovati in quelle situazioni. Secondo me noi scontiamo ancora determinate azioni. Abbiamo perso la guerra, qualcuno potrebbe anche dire l'abbiamo vinta dopo, è un altro discorso sul quale posso essere parzialmente d'accordo, però secondo me noi scontiamo ancora tutto ciò, altrimenti non sarebbe possibile questa... voglio dire, un paese che ha appunto bellezze naturali e bellezze culturali incredibili, talenti nel campo dell'arte, nel campo della moda, nel campo dell'ingegneria, nel campo
c'è qualche cosa, c'è una sorta di peccato primigenio, e secondo me quel peccato primigenio si deve risalire al 45 o al 43, ancora meglio, per capire. Ma il punto di vista è interessante e lo condivido, seppur non partendo dalle medesime fonti, ma lo condivido nella misura in cui probabilmente eventi come l'8 settembre hanno ingenerato uno scarso senso di riconoscimento nelle istituzioni e conseguentemente anche di responsabilità verso il proprio paese. E questo è uno dei fatti che stiamo probabilmente scontando più di altri paesi, dove questa capacità di identificarsi in un interesse comune, di identificarsi in un senso generale di appartenenza, fa venire meno poi coscienza di sé all'interno di un quadro complessivo che si chiami Stato, che si chiami nazione, e conseguentemente abbassa di molto anche il proprio senso di responsabilità nei confronti di ciò che non è semplicemente la propria individualità o poco più della propria individualità. Abbiamo tempo giusto per leggere la mail della signora che aveva scritto precedentemente anche sui vaccini, eccetera, e che io avevo saltato per le ragioni. Dice: non sono luoghi comuni quello che l'Europa ci ha trasmesso dal 2001. Il mio discorso dei vaccini non era inteso all'utilità, ma solo ed esclusivamente alla gestione dell'Europa con le case farmaceutiche. Se fosse stato trasparente avrebbe avvicinato i cittadini all'Europa. Questo scrive, devo dire la verità, molto civilmente, e non avevo dubbi, la signora Patrizia. Ma no, è un'opinione rispettabilissima. La gestione pandemica diciamo così, la gestione della pandemia ha luci e ombre. Luci e ombre che non riguardano solo l'Europa, ma riguardano anche l'Italia. Ci sono fior di indagini in corso su l'approvvigionamento di mascherine anziché di altri dispositivi. Sì. Quindi è chiaro che parliamo di una stagione molto molto particolare. Quello che credo però non possa essere negato, ripeto, alle luci delle criticità che adesso stanno emergendo anche a livello europeo, quello che non può essere negato, credo, è che se non vi fosse stato un impegno collettivo e unitario da parte dell'Europa, probabilmente non saremmo usciti con le tempistiche con cui siamo comunque usciti e ripartiti, così come è accaduto, ripeto, grazie ad uno sforzo, ad un'azione comune. Io ringrazio Arturo Goberna, segretario provinciale di Azione, per essere stato nostro ospite. Buon lavoro. Grazie a voi. Adesso andiamo in pubblicità e poi cambiamo ospite. Allora, eccoci pronti per l'ultima ora di questa puntata di Sveglia Trieste. Siamo in compagnia di Roberto Cason, consigliere comunale di Idea Giuliana. Buongiorno, grazie per essere venuto nei nostri studi. Allora, in attesa di capire dove stia Bernardo Gulotta, che è trattenuto in questura a questo punto, spero di no, c'è una telefonata in linea alla quale cedo la linea stessa. Buongiorno. Buongiorno Bosatti, buongiorno a lei e al consigliere comunale Cason. Buongiorno Nivea. Allora, volevo proprio riferendomi alle ultime diatribe in comune, una domanda di attualità. A chi compete la posizione di servizi igienici nelle varie, in Piazza Unità, in Piazza della Borsa, in Piazza Verdi, indifferente? Perché veramente si sta creando una situazione veramente disagiata sia per i turisti e sia per i cittadini. Le spiego subito. Allora, ieri c'erano 1500 bambini, no? In città, però ecco, che correvano in Piazza Unità. Però sabato scorso, la vigilia del primo mi scusi un momento perché sto perdendo colpi. Ecco, sabato, no? Lo stesso, io ero in Piazza Unità, non si poteva andare a bere un caffè nel bar sotto il municipio, e non so se gli altri bar sono identici. C'era una fila, ma non in fila indiana, in tre,
dai servizi fino all'entrata del bar. Entrano dentro, vogliono andare, vanno ai servizi, non dicono né un buongiorno né un niente, non prendono nessuna consumazione, si mettono in fila, peggio degli autogrill. Non è possibile, non si poteva bere un caffè, anche gli esercenti sono esasperati da questa situazione. Ieri mattina ha fatto Tele4 anche il servizio, c'erano turisti che giravano in tondo per cercare un parcheggio, specialmente ne ho viste tantissime macchine di polacchi, oltre che i soliti austriaci, croati, sloveni avanti, ma polacchi ce n'erano tanti, giravano in tondo, non sapevano dove andare. E comunque i servizi igienici servono, oggi c'è anche la nave, scendono giù non so quante persone o quelle che attendono di imbarcarsi e devono essere dei servizi, non so a chi compete questo, però non è possibile che i bar siano intasati da file, meno quelli di Specchi che fanno attendere in Piazza Unità, no? di turisti che aspettano. È chiaro il concetto, prego. No, allora rispondo, non è il concetto oppure non è chi è competente, perché lo sappiamo chi è competente è il servizio ambiente del Comune di Trieste per quanto riguarda questo, però bisogna valutare anche questi eventi, programmarli e organizzarli, nel senso che se dovesse esserci, come è successo ieri, perché io anche sono rimasto incassato nel traffico, tutti quanti penso, e se accadono eventi come questi, chiaramente il Comune deve esserne a conoscenza, lo è sicuramente, e bisogna rafforzare un po' tutti i servizi, no? Collegati a questi flussi di turisti, eventi, ci saranno anche eventi sportivi, chiaramente altri eventi a Trieste, quindi bisogna sicuramente sulla base di questa programmazione rafforzare durante quelle giornate, non ha senso rafforzare durante le giornate in cui non vi sono. Quindi sì, sicuramente, meno male che non ha parlato perché io già avevo il timore servizi sporchi, cose del genere, quindi per fortuna non si è parlato di pulizia, i servizi igienici allora sono puliti. È chiaro che con un flusso di gente come questo, chiaramente nemmeno gli esercenti possono far fronte, se parliamo di pulizie, chiaramente di servizi igienici io forse non vorrei aver interpretato male anche l'intervento, però forse la signora dice bisognerebbe farne di servizi pubblici. Stavo arrivando al punto, sì, infatti. Non è questo, appunto il Comune, sulla base di questa programmazione, dovrebbe rafforzare questi servizi, cioè allestire appunto servizi igienici esterni come ci sono in altre città turistiche nel momento in cui dovessero essere aumentati i flussi turistici. Ecco. Questo va fatto perché chiaramente non possiamo pretendere dagli esercenti qualcosa in più di quello che stanno facendo. Devo dire la verità, io mi ricordo a Parigi, adesso non vorrei farla un po' fuori dal vaso, però io mi ricordo a Parigi che c'è un servizio, lì sono molto particolari, insomma, non è che nemmeno ti accorgi che sono dei servizi pubblici, puoi pensare che siano. E c'è uno piazzato proprio davanti a un McDonald's. Il che mi ha ricordato quella vecchia scena di Totò Truffa 62, quando Totò va con un Vespasiano portatile e lo piazza davanti ad una trattoria piuttosto che... bisogna rafforzare questi servizi sicuramente, anzi sarà mia cura parlarne anche con l'assessore competente che sicuramente è al corrente della situazione, però è una città turistica, ormai vocazione turistica come Trieste, e i flussi turistici stanno aumentando giorno per giorno, lo stiamo vedendo tutti, chiaramente bisogna pensare anche a questo. Poi ringrazio la signora per la segnalazione. Credo anche che i problemi che riguardano i locali pubblici del centro pieni di gente non riguardano soltanto tipo Piazza Unità eccetera, ma penso che poi il problema vada però è abbastanza concentrato lì, Cavana, Piazza Unità, tutte le anche Cavana, tutte le vie limitrofe, tutte le rive, chiaramente, perché se scendono poi dalle navi, chiaramente hanno bisogno anche di servizi, no? Immediatamente. Possono farla anche prima di scendere, ma questo è un altro discorso. Però non è così semplice. Allora, c'è la vignetta di Englaro
che dice i butterà Zola luminosa, pien de vecetti persi che si cercherà per giorni, ma insomma è voglio dire... Ma butterà giù la luminosa, sì. Verrà sostituito con un'altra struttura luminosa sempre, immagino, digitale e dotata appunto di collegamenti anche digitali con magari chi deve fare pubblicità o no? Sarà tutto diverso probabilmente. Sì, i tempi sono cambiati naturalmente. Telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. A Prego. proposito di servizi igienici pubblici, ha provato il suo ospite a usare gli unici che ci sono in Piazza Ponterosso per vedere in che condizioni sono? E come mai in Piazza della Borsa, che c'erano i servizi, erano una volta ben custoditi, oggi ci sono i decordi di DIPI, i squazzoni, ecco, al posto dei servizi igienici. È una vergogna per Trieste, e vogliamo diventare città turistica, ma fa schifo Trieste. E poi la vostra giunta di destra, vergognosa. Buongiorno, arrivederci. Si sta lavorando su questo, non dobbiamo vergognarci di niente, anzi è una città, anche io giro un pochino le altre città d'Europa, così vedo comunque Trieste è una città pulita. Se c'è qualcosa, lo dicevo prima, da rafforzare, sì, sicuramente bisognerà programmarlo questo, perché i flussi stanno aumentando sempre più. Sto parlando di flussi. Sì, proprio di tutti, però veramente sì, non è che dobbiamo vergognarci se adesso 2 servizi igienici sono sporchi. Chiaramente io ringrazio per la segnalazione, naturalmente lo porteremo all'attenzione di chi di dovere, insomma, perché non possono essere sporchi i servizi, ci deve essere qualcuno che comunque li pulisce come in ogni altra parte del mondo, insomma, civile, no? Dove i servizi vengono puliti continuamente. Allora, volevo chiedere, dice il signor Paolo, se abbiamo qualche idea sulle tempistiche da ripristino del tram di Opicina. Allora, io non vorrei annunciare nulla, sicuramente lo stato di fatto è che il tram è sottoposto a collaudo in questo momento, deve essere elaborato ancora il famoso manuale, non so se è stato fatto magari nei giorni scorsi, però so che è un lavoro importante a livello tecnico e la commissione dell'ex Ustif, che ora si chiama Ansfisa, tutte queste sigle, insomma, no? E tanto alla fin fine gli uffici sono sempre quelli, sì. Deve ancora rilasciare una relazione, e questo sarà importante, per capire appunto se vi sono o meno criticità, se le opere sono state eseguite ad opera d'arte, appunto, e quindi sulla base di questo il Comune procederà, perché già qualcuno parlava, sono stati fatti degli annunci, ne abbiamo discusso anche a Ring 2 venerdì fa, appunto sulla questione dei lavori non svolti ad opera d'arte che dovevano essere fatti, oppure applicare penali all'impresa appaltatrice, cose del genere. Non si può parlare di questo, naturalmente abbiamo bisogno di ottenere questa relazione per vederla tutti, quindi sulla base di questa relazione eventualmente si potrà ipotizzare delle tempistiche. Oggi non possiamo, senza la relazione in mano, ancora annunciare nulla, sicuramente. Però io dico, il tram si sta muovendo, e sicuramente i lavori più importanti sono stati eseguiti, qualcosa da fare ancora alla linea aerea va fatto, però diciamo che ormai siamo pronti, è prossima la partenza, non posso dire, chiaramente nessuno può sapere la data, capire se vi sono ancora degli aggiustamenti, delle sistemazioni da fare sulle rotaie, perché quello era secondo me il problema, no, su cui appunto verteva tutto, insomma, la relazione, la commissione è stata istituita, insomma, proprio per fare queste verifiche, è stata richiesta l'incalzatrice ulteriormente per allineare i binari, cioè questi secondo me erano i problemi principali, appunto, di allineamento. Però insomma il tram si sta muovendo, stanno facendo dei test, questo è già un buon segnale. Ecco. Ok, andiamo in pubblicità, poi torniamo. Sì. Allora, come la metro.
Allora, rientriamo in studio, abbiamo un paio di mail da leggere e però c'è già una telefonata, quindi io cedo la linea a chi è al telefono. Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Boris. Buongiorno. Una piccola grande richiesta a lei. Quando che passai dal colloquio con le persone alla pubblicità, moltipliché il volume, che è una cosa pazzesca. Per cortesia, se poteva abbassare un poco il volume della pubblicità. Quanto al suo ospite, voglio dire che sono uno che aveva votato per lui, però dopo lui ha cambiato bandiera, si è passato da un'altra parte e questo non mi ha accomodato. Sì, no, adesso spiega. E un'altra cosa che voglio dire, far presente è che il tram di Optina è come la scala di via Guido Reni. Da 20 anni che la metti a posto e non ha mai fatto niente. E così sarà per Barcola e tutto quel che devi intervenire. Grazie tante, buongiorno. Allora, spieghiamo questa cosa del cambio. Ma no, non c'è stato alcun cambio, ad esempio io non sono entrato, a differenza di altri, in altri partiti. Quelli che sono usciti dalla lista di piazza sono entrati tutti, meno Panteca è rientrato nella lista di piazza, io sono rimasto comunque civico, abbiamo costituito un contenitore di persone, un insieme di persone civiche che contano un consigliere regionale, 2 consiglieri comunali tra cui sottoscritto, 7 consiglieri circoscrizionali e tante persone che comunque si occupano o si sono occupate di politica, quindi la mia strada è sempre quella, non cambia, ho iniziato il mio percorso civico e desidererei portarlo avanti come civico, è quello che sto facendo nell'interesse dei cittadini. Allora c'è subito la vignetta di Englaro anche sul tram, poi l'ha scritta in italiano perché credo, sa che io non leggo bene il dialetto, è una strana cosa, e dice: che vergogna, presto sono 8 anni che non abbiamo il tram, e l'altro risponde: quale tram? Forse un bambino che effettivamente, insomma, adesso volendo fare, ci sono anche dei bambini che sono nati senza aver mai visto il tram, aver mai visto il tram funzionante, insomma. Allora abbiamo questo, restauro Ausonia, mancano soldi all'autorità portuale, ma anche mancano sempre. Come? Mancano sempre soldi alla fin fine. Ma anche per gli stipendi dell'equipaggio del Panfilo russo. Ora, poco prima dell'estate, dopo anni, si volge lo sguardo verso l'Ausonia, per non parlare dei bagni ferroviario e Kral, tempismo imbarazzante, scrive la signora Renata. Allora, quello dell'Ausonia secondo me era una cosa da farsi, perché erano anni e anni, era in stato di degrado, insomma, è uno stabilimento balneare a tutti gli effetti, dove viene concessa, no? Viene data una concessione a chiaramente un'impresa, e chiaramente i tristini anche necessitano di uno sfogo anche in città, perché abbiamo il Pedocin, lo ricordo, e lo stabilimento Ausonia, non abbiamo altri stabilimenti in centro cittadino, se no bisogna andare a Barcola, non in stabilimenti ma in chiaramente sul lungomare, che è libero, senza pagamento di biglietto, mentre 2 stabilimenti comunque viene richiesto comunque l'entrata, no? Tra l'altro è entrata in vigore, sta entrando in vigore l'ordinanza del sindaco appunto sugli stabilimenti balneari. Abbiamo visto prima. Sì, ecco, quindi o si rade al suolo l'Ausonia o si rifà, 2 erano le scelte, si è scelto di rifare, di mettere a nuovo lo stabilimento. È uno stabilimento storico, cioè andiamo a perdere pezzi di storia così. Io direi che sì, mancano i soldi, probabilmente ci sarà anche qualche fondo, qualche finanziamento statale per questo, che comunque andava fatto, andava comunque recuperato quello stabilimento. Quindi bene, non si può paragonare chiaramente al Panfilo russo, una cosa del genere, oppure ai lavori da svolgersi, da fare presso lo stabilimento marittimo, no? Del Pedocin? No, del ferroviario. Dopo del ferroviario, sì. Scusate. Ecco, non ce ne sono diversi, quindi sì, e lì d'altra parte i danni sono stati ingenti, come li hanno subiti anche altri stabilimenti, chiaramente bisogna intervenire anche su quelli, però
non si può paragonare un intervento di ristrutturazione, no, come quello dello stabilimento Ausonia a quello di una riparazione e manutenzione per quanto riguarda appunto lo stabilimento del dopolavoro ferroviario. Ecco. Cioè, chiaramente sono in difficoltà anche loro, che sicuramente mancheranno soldi e si auspica chiaramente anche in un aiuto per questo, perché anche quello per Trieste è uno stabilimento storico, allora, frequentato da tanti triestini. Come no? La signora Giuliana dice, no, Graziella, chiedo scusa, dice, idea Giuliana, il gruppo politico si formerà anche in comune e quali sono le indicazioni per le elezioni europee? Allora, una bella domanda, mi piace. Per quanto riguarda le elezioni europee, proprio io l'ho proposto questo oggi, tra l'altro ho mandato un messaggio così a tutti gli aderenti di Idea Giuliana, proponendo appunto di seguire già le campagne elettorali fino al 5 giugno, no? Si può, perché poi c'è il silenzio, ecco, 5 o 6 adesso non ricordo, fino al 5 giugno, perché comunque può essere utile e interessante partecipare agli eventi pubblici dei candidati. Noi seguiamo chiaramente quelli di centrodestra, potremmo anche seguire quelli di centrosinistra, comunque ci saranno anche dei confronti, no? Tra candidati di centrodestra e centrosinistra, sempre utili anche per prepararci, acquisire ulteriori esperienze in modo da arrivare preparati ai prossimi appuntamenti elettorali, che potrebbero essere quelli delle provinciali, della provincia di Trieste qualora fosse nuovamente elettiva, e quelli comunali del 2027. Quindi la mia proposta è stata avanzata, diciamo che è quella di partecipare intanto agli incontri pubblici, di seguire qualche candidato durante la campagna elettorale. Comunque si acquisiscono nozioni, esperienze importanti per capire anche cosa può fare un parlamentare all'interno del Parlamento europeo. Prima ho sentito la trasmissione appunto con chi mi ha preceduto, dove si è parlato di competenze anche. È chiaro che il Parlamento europeo non funziona come anche se democratico come il Parlamento italiano, perché il Parlamento italiano fa le leggi, mentre il Parlamento europeo non le fa, ma ratifica un qualcosa che arriva o dal Consiglio dell'Unione Europea oppure dalla Commissione europea. Vedi le direttive ad esempio, che poi vengono recepite eventualmente con leggi da parte degli Stati membri, a differenza dei regolamenti che vengono emanati dal Consiglio dell'Unione Europea e che vengono immediatamente applicati, sono applicabili immediatamente. Quindi diciamo che anche tutte queste cose un pochino bisogna conoscerle, un po' il funzionamento dell'Unione Europea è una buona occasione per farlo, ma più che altro a livello politico cosa si potrà fare. E quindi è secondo me un buon banco, no, di rodaggio per Idea Giuliana, potrebbe essere proprio per arrivare preparati ai prossimi appuntamenti elettorali. Ed è una cosa che noi faremo, ecco, questa sicuramente. Allora, c'è una telefonata alla quale risponderemo dopo la pubblicità. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Pronto? Allora, avevo sentito prima che avete dei problemi con gli extracomunitari, ma non dobbiamo aspettare l'Europa, non dobbiamo aspettare l'Europa o anche la Meloni, che la Meloni è stata lì, ma non gli è stata lì anche il Presidente della Repubblica, e non gli avete detto degli extracomunitari, non l'avete portato al silo, ma allora che rappresentante del popolo siete? Non lo so io. Basterebbe una cosa sola, titillare un po' il prefetto e mandare tutte le forze dell'ordine sul confine e non entra nessuno. Se dopo non riusciamo a fare questo, la polizia locale va nella piazza grande e vede chi ha il documento rimane e chi non ha il documento via, a spese di chi? A spese anche nostre, ma ci conviene mandarli via subito a spese nostre, senza aspettare che devono fare gli accertamenti. Gli accertamenti gli prendono il loro telefonino e vedono da dove telefonano tutti i giorni. Ma che ci vuole? Che ci vuole? Un Einstein? No, neanche un po' un Einstein. Grazie Mandi. Grazie. Andiamo in pubblicità.
è vero. A ottobre sicuramente così. Allora, rientriamo in studio con il consigliere comunale di Idea Giuliana, Roberto Cason. Abbiamo un'altra telefonata. Buongiorno. Mamma mia, qua. Pronto? Fischia il vento. Buongiorno. Prego, buongiorno. Sì, non benissimo, però dai, ce la faremo. Proveremo. Buongiorno Bosatti, buongiorno ai gentili ospiti. Buongiorno. Per Tele4. Allora, volevo offrire uno spunto di riflessione inerente al tram di Officina. Allora, in un ultimo intervento fatto, mi sembra, dal consigliere Pantecca, alla domanda sul perché il tram di Officina non funzioni dopo 8 anni, è stato risposto perché ci sono innumerevoli pastoie burocratiche e barra una mancanza di soldi. No. Allora, per quanto riguarda le pastoie burocratiche, vabbè, insomma, una macchina comunale deve essere abituata. Come? No, mi scusi per l'introduzione, non si è mai parlato di mancanza di soldi, anche perché 3 milioni di euro sono stati stanziati già nel 2017, quando io ero Presidente della Commissione Bilancio, quindi ricordo bene il bilancio del Comune. Però il messaggio che è passato e che si è inteso, forse è stato spiegato male, è proprio la mancanza di soldi, no? Allora, io mi sono preso la briga di andare a vedere un po' cosa è previsto dai finanziamenti europei sui movimenti green, no? E lì ho scoperto che c'è una montagna di soldi. Allora, i soldi a disposizione per questi progetti. Allora, partendo dal presupposto che i soldi ci sono, la burocrazia non è un problema, io credo che manchi la volontà politica di rifare rinascere il tram di Officina, anche perché andremo in concorrenza con quel scellerato progetto della Ovovia. Ecco, allora, soldi ci sono, burocrazia non è un problema, manca la volontà politica. Perché questo? Buongiorno. Posso rispondere? Sì. No, perché non so se ancora... ecco. No, allora, i soldi ci sono. Non è vero, come dice, mi dispiace contraddire il telespettatore, che non abbiamo problemi di carattere burocratico, perché in effetti ce ne sono. Io ricordo soltanto l'appalto che è stato assegnato di impresa, che poi è risultata senza requisiti, ma dopo, e questo è avvenuto, è successo in un momento successivo, e quindi si è dovuto andare di nuovo in gara d'appalto. Solo questo. Ecco, sì. Cioè, ha avuto il tram 1000 intoppi dal 2016, data in cui appunto ci fu l'incidente, anno in cui ci fu l'incidente. Allora, soldi ce ne sono, che poi possono essere reperiti anche presso l'Europa, lo Stato, a livello di sostenibilità, green, eccetera, per quanto riguarda il suo riavvio. Può essere, sicuramente gli uffici avranno valutato anche questo aspetto. Volontà politica ce n'è assolutamente di farlo ripartire, non è vero che non ce n'è, perché io ricordo soltanto la querela che si è preso il nostro sindaco, che poi è andata in niente, perché chiaramente ha risposto in un certo modo anche agli operatori, ai funzionari dell'Ustif, oggi Ansfisa, ecco, per quanto riguarda appunto questa burocrazia, maledetta, aggiungo io, no? Burocrazia. Adesso noi stiamo tenendo, come dicevo prima, una relazione dalla quale si evince se vi è ancora qualcosa da fare o no, o se va tutto bene. Quindi è questione di giorni ormai. È stato costituito un gruppo di lavoro da parte della Sfisa per questo. Io ribalto un attimo l'osservazione del telespettatore, che peraltro è stata fatta anche in toni molto, molto civili, eccetera. Allora, non so, la questione della volontà politica, termine sul quale poi forse bisognerebbe anche mettersi d'accordo, ma sarebbe sapendo che la gente non vede l'ora che il tram rientri in funzione. Apro e chiudo parentesi, bisognerebbe vedere poi quanti di quelli che adesso non vedono l'ora che il tram torni in funzione poi lo prenderebbero dovendo andare ad Officina. Ma questo è un altro discorso. Se c'è tanta gente che non vede l'ora che il tram torni in funzione, sarebbe da, diciamo, scriteriati non far bloccare tutto ciò, indipendentemente poi dal discorso o meno sull'Ovovia. Quindi, insomma, non credo che non ci sia la volontà politica, perché, ripeto, qualora ci fosse,
Beh, ma sarebbe da domandare un TSO obbligatorio, esatto. se uno... Sì. Io so che gli uffici, gli assessori, tutti quanti stanno lavorando costantemente, ma dipendono dalla burocrazia statale, perché sono stati chiesti dei requisiti, tra cui un manuale che deve essere dato a livello tecnico in un certo modo, e non è così semplice, mi dicono, compilare questo manuale tecnico, ad esempio. Sì, sì. Ecco. Ma poi sappiamo benissimo che questo è il paese della burocrazia e della carta. Al contrario di quanto ho detto, ci sono i soldi, vi è la volontà politica e non è vero che non c'è burocrazia, non è così semplice. Allora, c'è una domanda di Matteo Antonante che aveva rivolto, per dire la verità, all'ospite precedente, però credo sia più interessante sentire la risposta di Cason, visto che chiama in causa la maggioranza in Consiglio Comunale. Dice: le forze politiche della maggioranza tendono a dequalificare, se non a delegittimare, le azioni dei numerosi comitati cittadini sorti negli ultimi anni, sostenendo che essi siano strumentali alle forze politiche dell'opposizione. Come mai? Temono le rivendicazioni democratiche della cittadinanza? Allora, nessuno teme nulla naturalmente, ma è vero che sono stati costituiti numerosi comitati, aggiungo io, del no, o del non se pol. Sono tutti comitati contrari a qualsiasi opera che dovesse o che viene progettata o avviata da parte di questa amministrazione. E quindi come dovremmo comportarci di fronte a questi comitati? Cioè, io so che il sindaco è sempre disponibile, si è recato personalmente anche in vari rioni per rispondere anche a questi comitati, e poi alla fin fine non viene nemmeno riconosciuto. Quindi è inutile, cioè se questi sono comitati del non se pol, noi al contrario vorremmo fare qualcosa e non vorremmo essere bloccati dal momento in cui governa una certa forza politica, che è quella in questo momento del centrodestra. Quindi se c'è adesso un coordinamento letto dei comitati, eccetera, ma che facciano il loro lavoro, nessuno dice nulla, anche perché è democratico tutto questo, ci mancherebbe. Però non mettere i bastoni tra le ruote, perché più volte abbiamo visto anche durante determinati lavori mettere i bastoni tra le ruote con commissioni, con documenti, strumentalizzando eventualmente certe cose, e io su questo non sono d'accordo. Perché bloccare un'opera a prescindere solo perché la sta portando avanti una determinata amministrazione? Appunto, nel caso nostro, infatti, specie l'amministrazione di piazza. Ecco, questi sono comitati del non se pol. Allora, qui ci sono due mail dal tema piuttosto comune. Allora, il signor Gianni dice: spesse volte mi sono recato con l'auto a prendere parenti e amici alla stazione centrale. L'unico posto dove fermarsi giusto il tempo per caricare persone e bagaglio è via Flavio Gioia, dove regna il caos più totale. È mai possibile che in una stazione come la nostra non vi siano parcheggi dove sostare il tempo necessario per aspettare i passeggeri che arrivano? E poi ce n'è un'altra, dice: perché non usare l'area della ex piscina e quella dell'ex Tripovic come parcheggi quando si sa che arriveranno tanti turisti? Allora, c'è un parcheggio, ma è quello dei silos, l'unica cosa che è a pagamento. Sì, ecco, bisognerebbe fare, magari come negli aeroporti, un'area riservata al carico, scarico, eccetera, gratuita per 10 minuti magari, si potrebbe ipotizzare, però io ricordo che comunque via Flavio Gioia è una via molto stretta, ci sono parcheggi, ci sono i motorini, è difficile lì. Comunque io comunque colgo la segnalazione, anche perché ogni tanto il treno lo prendo, porto e vado a prendere parenti, eccetera, quindi so perfettamente qual è il problema. Non è così facilmente risolvibile. Dove credo che davanti all'ex piscina terapeutica sia impossibile per questioni anche di sicurezza. Cioè, io mi ricordo che quando hanno l'acqua marina terapeutica, ma è dall'altra parte. Sì, lo dice, quando
quando si sa che ci sono possibili, chiedo scusa, mi viene casini, detta in francese, lungo le rive, lì si potrebbe mettere, però io mi ricordo che quando hanno transennato la zona e molti temevano che sorgesse, ancorché temporaneo, un parcheggio, mi sembra che l'assessore Lodi sia intervenuta dicendo che lì non si può in ogni caso immaginare un parcheggio per questioni anche di sicurezza, però ripeto, non so se è una sicurezza che deriva dalla struttura. Parliamo stessa dell'acqua marina? Parliamo dell'acqua marina. Io ricordo che comunque abbiamo un piano regolatore. Quell'area non è adibita a parcheggio, ma è adibita appunto ad uso piscina, strutture, eccetera. E quindi non si può fare parcheggio solo per una semplice questione di destinazione d'uso. Certo. Intanto. Dopo, se parliamo di sicurezza o altre cose, non lo so. Intanto sono contento di rivedere Bernardo Gulotta, perché ero un po' preoccupato che lo avessero trattenuto in questura, invece accidenti lo hanno rilasciato e credo sia a San Luigi, se non mi sbaglio. Sa che abbiamo fatto? Sì, siamo a San Luigi, buongiorno Umberto, buongiorno a tutti Bernardo. i telespettatori e gli ospiti in studio, in compagnia del presidente del San Luigi Ezio Peruzzo. Presidente, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi a tutti. Per lanciare l'appuntamento di questo fine settimana con il torneo che si svolgerà proprio qui a San Luigi, la 31esima edizione del torneo di San Giusto, che ospita il San Luigi Calcio, e come vedete anche dal tabellone dietro di me ci sono squadre di tutto livello, oltre a San Luigi ovviamente, il Venezia, il Rijeka, la Juventus, l'Udinese Calcio, lo Sturm Graz, il Graz, l'Inter e il Celie. Torneo, come detto, alla 31esima edizione, che diventa baricentrica la città di Trieste con l'impianto di San Luigi per la categoria giovanissimi, che è importante, me lo diceva anche poco fa fuori onda, perché a livello proprio giovanile San Luigi si sta muovendo molto bene e vuole recuperare anche qualcosina di perso negli ultimi anni. Sì, partiamo da qua, cioè noi abbiamo avuto quella disgrazia con l'allenatore, la cosa per noi è finita e quindi stiamo lavorando per rientrare nell'ambito Juve, siamo abbastanza vicini. Quindi questo sarebbe per noi un grosso motivo di orgoglio e di rivalsa, no? Oltre a questo abbiamo dei ragazzi interessanti che sono seguiti dall'Inter in modo particolare, ma anche dalla Juve e dalla Fiorentina, quindi diciamo che è molto molto bene, oltre al fatto che domani andremo a fare la finale Juniores a Risano per il titolo regionale, che l'abbiamo già vinto l'anno scorso, e poi facciamo le fasi finali allievi e fasi finali giovanissimi regionali, quindi direi che come settore siamo all'avanguardia. E che cosa ci dice del torneo? Allora, il torneo è un torneo che è nato 31 anni fa dall'amicizia che c'era con il signor Cociani. È incominciato col torneo Cociani Belladonna, dopo un paio d'anni fa si è trasformato in città di San Giusto e anziché farlo a livello regionale abbiamo puntato a livello internazionale. E quest'anno direi che siamo riusciti a fare bingo, perché portare a Trieste, che Trieste è molto distante da Torino e da Milano, la Juventus e l'Inter, e vengono con le proprie squadre, non è che mandino una squadra... per non parlare del Venezia e Udinese, cioè tutte le squadre sono tutte professioniste, quindi ci auguriamo che vada bene. È partito un allarme intanto, non è colpa nostra, almeno credo. E anche con tutto rispetto delle altre squadre, pertanto speriamo che vada bene, che sia tutto a posto. Allora, magari attendiamo che venga risolto questo problema di audio e poi riprendiamo. Presidente, magari facciamo così, visto che avete allestito sotto, in quella che è la vostra sala conferenze, quello che è il parterre poi e anche le coppe, i trofei, il banner del torneo, andatela sotto, ci ricolleghiamo da lì. Ok, perfetto. È arrivato Gulotta e è scoppiato un allarme, insomma, con l'arrivo di Gulotta a San Luigi. Vabbè. Allora, abbiamo una telefonata che aspetta. Buongiorno. Sì, anche qua non è che la situazione sia... Forse chiama da San Luigi. Buongiorno.
La fischi, sirene. Fischia un colpo di tosse, siamo a posto per il momento. Buongiorno. Pronto, buongiorno signor Bosazzi? Sì, buongiorno, prego. Sono Alba. Buongiorno. Da Tenerife oggi qua. Buongiorno. Sì, grazie. Allora, buongiorno a lei, signor Cason. Buongiorno. Allora, innanzitutto penso che deveria fare atto di ringraziamento al signor Cason, perché tempo fa che avevo telefonato commentando dei marciapiede che sei da via Rossetti, via Chiadino fino a via Vignola, che per decenni era un sentiero di guerra terribile. Finalmente l'avevo visto messo a posto come che sedevi. Ecco. Penso che sia merito del signor Casone il suo intervento. Adesso aggiungo ancora uno, la via Vignola che da via Chiadino, senso unico obbligatorio, va verso via Bonarotti, era un altro sentiero di guerra, peggiore, perché proprio in mezzo alla carreggiata, non vi dico quanti bieghi, ripezzamenti, robe, e che la macchina fa dudum, terribile. Se potrei provvedere anche là, sarà una bella cosa. Ok, va bene, prendo... Seconda cosa, perdono. Allora, parliamo della luminosa di via Carducci, vero? Che adesso tutti commenta. Allora, tanti ricordi mi viene là, perché mio cognato aveva proprio il negozio Riccardi Vincenzo dietro la luminosa, dove c'è la luminosa, e quindi mi ricordo di tante robe. Allora, qualche via del Trieste, no? E dice, là che io ho risposto a quella fotografia in vetrina di Nino Benvenuti con il signor Riccardi. Porca miseria, io ho detto sì, ma chissà quanti anni si è passati. E dopo mi viene a mente i vigili urbani quando che era ancora il tram e la rotonda tra via Battisti, quella, che era i vigili urbani a Capodanno che portava, che fatto una pedana, che portava panettoni, bottiglie spumante per regalo, delle feste. Ricordi che viene così. Allora però ultimamente era una roba orribile di vedere, che poi quando che era bora d'inverno freddo, lei era solo che si raccoglieva in fitta le foglie secche e la gente ne poteva neanche avvicinarsi che poi non serviva. Adesso che Dio dia facci la grazia che ne faccia una roba buona, giusta, utile. Spero, no? Una volta c'erano i cinema, no? Una volta tutti c'erano i film, i cinema, ormai avevamo tanti cinema, ormai ha perso. Ma poi ormai li vedi sul cellulare, le programmazioni dei cinema. Sono cambiati i tempi. Però insomma è bene pensare che lo stesso ci sarà una struttura nuova, differente probabilmente, che comunque là della luminosa, al passo con i tempi. Ma comunque là della luminosa si continuerà a dire comunque come riferimento. Allora, c'è una... la signora Roberta riprende un argomento che abbiamo già trattato quando si parla di silos, dice il silos non è pulito, non è sicuro, costa 2,10 euro. Il parcheggio del silos certo. ha questi problemi qua oggettivamente. E poi che non sia sicuro, lì non ho avuto mai nessun tipo di segnalazione, sì, perché chiaramente qualcuno più in là ci vive all'interno dei silos. Non mi credo francamente anche che l'ambiente devo dire la verità. Non è un po' scuro magari, un po' tetro, un po' sembra sporco anche un pochino, no? Poi 2,10 euro. No, ma infatti come dicevo prima, dovremmo in qualche modo cercare di fare, magari concedere gratuitamente una sosta limitata di 5-10 minuti che permetta soltanto di scaricare bagagli, di accompagnare magari familiari, parenti, eccetera. Più avanti rispetto forse un po' più avanti, un'area magari, però più avanti e di competenza delle Ferrovie di Stato. Ma sarebbe anche nel loro interesse. Certo, si potrebbe cercare di dialogare appunto con le ferrovie su questo. Allora, dialoghiamo intanto con Bernardo Gulotta, che ha raggiunto una sede, in una sala del San Luigi, e quindi speriamo non ci siano problemi. Ben ritrovati. Qui Presidente non ci sono allarmi? No, qui ci sono, ma in questo momento non sono staccati. Sono delle coppe d'oro. Da dove abbiamo interrotto, prima eravamo all'esterno con il banner, prego? Ci sono delle coppe d'oro, quindi per quello hanno gli allarmi anche là dentro, insomma. Sì, ci sono le coppe
Ci sono le coppe alle nostre spalle che vanno preservate, anche per questo siamo all'interno in questo momento, perché abbiamo parlato prima anticipando il torneo Città di San Giusto, che abbiamo anche anticipato vede la presenza di squadre di tutto livello, sia italiane, la Juventus e l'Inter su tutte, poi ci sono l'Udinese, il Venezia, ma ci sono anche squadre dall'estero, dall'Austria come lo Sturm Graz, dalla vicina Slovenia e dalla Croazia. Sono quattro nazioni e quindi abbiamo portato anche il Crvena Zvezda, abbiamo portato una squadra tedesca, adesso non mi ricordo, negli anni passati. Si cerca sempre nel limite del possibile, e qua devo assolutamente ringraziare la regione, il comune che ci ha aiutato in questa organizzazione e i vari sponsor che ci hanno aiutato, perché altrimenti non si può fare. Torneo di categoria giovanissimi per intenderci hanno attorno ai 13-14 anni. Cosa si aspetta da questo tipo di generazione calcistica, anche guardando a quelli che sono i giovanissimi del San Luigi? Allora, i professionisti giocano con l'annata 2011, mentre noi il 2010. Questo sono gli anni di massimo apprendimento per un calciatore, per un giovane calciatore. E in questo torneo ogni anno si vedono delle realtà, dei giocatori importantissimi. Il centrocampista della Juventus, adesso non Fagioli, l'altro giovane, Miretti, quello là è venuto a Trieste, ma sono venuti anche altri giocatori che adesso stanno giocando con l'Arsenal, quindi è una vetrina dove che io invito un po' tutti quelli che sono amanti del calcio e che sono nel calcio, nei vari allenatori, a vedere, a seguire e a capire cosa stanno facendo queste società, perché indubbiamente, essendo professionisti, hanno il massimo che si può avere a livello di calciatori, ma anche a livello di tecnici, quindi rubare un pochino con l'occhio penso che faccia bene a tutti. Le faccio un'ultima domanda, Presidente, poi ricediamo la linea allo studio. La prima squadra quest'anno nel campionato d'eccellenza ha avuto qualche difficoltà, manca poco alla fine del campionato. Come commenta questa stagione, anche se mancano ancora 2 partite? È stata un'annata un po' particolare dall'uscita di Sandrin, abbiamo cambiato un pochino, abbiamo cercato un allenatore importante e difatti lo è Sandro Andreola, ma il tempo, facendo 65 km di andata e di ritorno, naturalmente c'era poco tempo da dedicare cioè lo stretto necessario. Quindi abbiamo cambiato adesso con Pocecco, e penso che la cosa si sia risolta abbastanza bene. Abbiamo puntato molto sui giovani all'inizio, vedevamo che i risultati stentavano a venire, abbiamo preso qualche giocatore che poi si sono rotti, quindi abbiamo avuto tantissimi infortuni lunghi e in questo momento stanno rientrando. Abbiamo preso Carlevaris in gennaio, ha giocato pochissime partite perché fra 2 giornate di squalifica che non le meritava e 2 infortuni, sta giocando veramente poco. Domenica rientra, in effetti dovremmo già essere salvi, però per sicurezza ci manca un punto, abbiamo il Maniago e abbiamo in casa e in trasferta il 13°, mi auguro non di farne uno ma di farne ben di più. Poi sappiamo l'eccellenza è praticamente la Serie A dei dilettanti, quindi l'importanza di rimanere in una categoria come questa è vitale per una società come San Luigi. Sì, in effetti per noi se dovessimo retrocedere sarebbe non dico una catastrofe, ma sarebbe veramente un punto molto molto basso, perché abbiamo fatto qualche anno fa, nel 2020-21, abbiamo fatto la Serie D e forse era un pochino troppo per noi. Ci volevano investimenti, i soldi e insomma giocatori che forse non avevamo all'altezza, però l'eccellenza sicuramente ci sta tutta, lo siamo da diversi anni, abbiamo sempre fatto bene, quest'anno è andata così, ma penso che sia un'annata e col prossimo anno sicuramente non saremo in queste situazioni.
Ancora per chiudere, l'appuntamento è a questo fine settimana con il torneo Città di San Giusto. Le squadre le abbiamo dette prima, coppe e trofei sono alle nostre spalle per quelle che sarà i vincitori, poi momento di vittoria, almeno di terzo tempo sarà per tutti, sia chi ha vinto che chi ha perso, e San Luigi sarà la casa di questo torneo internazionale. Grazie Presidente. Grazie a voi tutti e buongiorno. A voi la linea, grazie Umberto. Grazie a Bernardo Gulotta, il Presidente del San Luigi, in bocca al lupo. Allora ci abbiamo verso la conclusione, c'è una mail, dice allora i bagni pubblici, la gente si lamenta della pulizia dei bagni pubblici senza frequentarli. Vorrei sapere se sono a pagamento, come ad esempio a Venezia, e quelli dei locali, se non hai lo scontrino non entri. 50 anni fa per andare in bagno al cinema a Vienna dovevi pagare, però il bagno era pulitissimo e te credo, chi non andava nessuno o vedeva il film. Però non penso che adesso gli esercenti richiedano lo scontrino per... Io credo che ci sia proprio la possibilità di andarci senza consumare. Mi pare perché è un esercizio pubblico. Sì, sono esercizi pubblici e quindi gli esercenti dovrebbero spiega anche quello che ha detto la signora Nivea all'inizio, non c'è che molti ci vanno solo per... e quindi non possono rifiutare sicuramente l'accesso, essendo appunto titolari di esercizi pubblici. Allora io ringrazio Roberto Casone, consigliere comunale di Idea Giuliana, grazie per essere stato nostro ospite, ringrazio i telespettatori che hanno telefonato e che hanno scritto, soprattutto per il tono delle telefonate. Vi ricordo che Sveglia Trieste torna domani alle 7, oggi ci sono anche gli appuntamenti da ricordare con Trieste in diretta alle 18 e con Ring poco dopo le 9:10 più o meno. Il Ring del venerdì solitamente è collegato a questioni comunali. Lei non c'è stasera? No. No, ok. No, se no preparavamo una branda. Sera, no. Grazie, buona giornata a tutti e arrivederci. Arrivederci.